Mirella Tuzzato, oggi è il 6 gennaio, festa dell'Epifania, e c'è stata una grande festa qui nella sede di Rete Veneta Treviso con la consegna di dolci e regali ai bimbi. Tu segui per noi da anni una solidarietà che è diventata enorme, grazie a te, ai nostri telespettatori, ai tuoi volontari. La prima domanda che ti vorrei fare è: a chi daresti o chi meriterebbe un dolce e chi invece il carbone? Domanda facilissima, Ferdinando, perché le caramelle le meritano tutte le persone che in tutti questi anni hanno contribuito con i bonifici, con le buste, con la roba che portano al Banco Solidale ad aiutare Rete Veneta a fare solidarietà. Che teniamo presente che Rete Veneta aiuta solo con l'aiuto dei telespettatori. Io ripeto, la nostra Onlus non è sponsorizzata da nessuno, non riceviamo contributi da nessuno, perciò tu pensa a dare da mangiare, da vestire e ogni settimana dare un assegno che va dai 1.000 ai 2.000 euro alle persone bisognose, pensa a quanta gente ci aiuta. Perciò non solo le caramelle, delle calze meravigliose, grandissime, bellissime, a tutti i nostri telespettatori di tutto il Triveneto. Cosa ti ha colpito di più in questi anni? Guarda, venendo te l'aspettavi che diventasse una macchina così grande? Venendo dal mondo del volontariato, come ho fatto io in tutti questi anni della mia vita, direi, perché ho iniziato quasi da bambina a fare solidarietà, perché mi piace, perché ce l'hai nel DNA. Ripeto, volontario diventi, però nasci, non sai quando diventi, non c'è un'età, però nasci dentro con questo DNA che ti fa fare delle cose spontaneamente, non per arrivare, ma per aiutare, che è ben diverso. Solo che la solidarietà non fa notizia, Ferdinando. La notizia la fanno le brutte cose, le cattive cose, le cose malvagie. La solidarietà non fa notizia, purtroppo. Però sai che anche è diventata la puntata di Focus più attesa, in cui si raccontano anche queste storie vere, si incrociano le difficoltà di tutti i giorni, quindi alla fin fine siamo riusciti, forse anche grazie a te e al lavoro di questi anni, a creare un'attesa, a creare una notizia. Ti dirò che la gente si medesima proprio sul personaggio, cioè non è la Mirella che parla, quando io parlo è la gente che parla, perché io tutti i giorni sono in mezzo a loro, sento le loro voci, le loro proteste, le loro critiche, le loro aspirazioni, dall'anziano al bambino al giovane, perciò il giovedì per me è solo un trasmettere tutte le notizie che tramite questo bellissimo banco solidale che abbiamo all'interno della provincia riesco ad avere, e perciò loro, quando io parlo, sono loro che parlano. Per questo loro dicono: hai ragione Mirella, perché sono loro stessi che chiedono queste cose alla politica, alla televisione, a qualsiasi persona che abbiamo davanti. Ecco, hai fatto tuo accenno adesso alla politica. Pensavo che il carbone andasse ai politici, magari, poca attenzione da parte loro? Ma penso che tutte le miniere del mondo non basterebbero per quanto carbone vorrei dare a loro, perché sono insensibili, non c'è niente da fare. Sì. Pochissimi politici sono sensibili. Lo dimostra il fatto quando, ad esempio, si va a votare, che ti sono tutti molto vicini, ma a parole. Poi quando chiudi i fatti non ci sono mai. Oppure devi far parte di un cerchio magico, perché attenzione, questo lo dico, tutta la politica ha un cerchio magico. E se tu non fai parte sei tagliata fuori. Puoi essere disperata, puoi essere senza lavoro, puoi avere 10 figli, 20, non gliene può fregare di meno. Ma c'è un appello che invece faresti tu, cioè di cosa avete bisogno? Più volontari, più mobilitazione, più attenzione? No, quelli siamo a posto, veramente, anzi mi dai l'occasione per ringraziare tutti i nostri volontari, che sono tanti, sono 30 volontari che si alternano tra il Banco Solidale, l'Expo di Bassano, che è bellissimo. È vero che riesci a stupirti anche tu dopo tutti questi anni? Cioè penso alla Befana di oggi, friulina se non ricordo male, che è arrivata nella sede di Treviso e c'erano tanti bambini ad aspettarla, e poi tutte quelle biciclette, non ti sei stupita anche tu? Guarda, delle biciclette mi sono stupita tantissimo, perché 15 biciclette nuovissime anche da adulto, anzi ringrazio la ditta Clips di Ginetto, che veramente è stata una cosa enorme. Però vedi, loro hanno capito e si fidano della nostra solidarietà, perché vedono a chi vanno, quando le diamo, cioè la solidarietà deve essere anche presente quando la fai, deve essere vista, perché io quanto sento dire: ah, ma io la solidarietà la faccio in silenzio. E cosa vuol dire? Perché devi farla in silenzio? Ti vergogni di fare solidarietà? Cos'è questo silenzio? Anzi, dovresti dire: io aiuto, perché ho aiutato una persona che ha bisogno. È da vergognarsi dire: ho pagato una bolletta, ma fammela vedere. Perché tutti sono a parole capaci di dire facciamo solidarietà,
però fai vedere, che la gente ha piacere di vedere che tu fai solidarietà. Non sei invidiato quando fai solidarietà, sei accolto, sei amato, come è successo a noi tutti di Rete Veneta, che non è la Mirella che è amata, è la famiglia di Rete Veneta che ama Rete Veneta. Mirella, tu cosa ti aspetti dal 2016? Un furgone. Spero che arrivi un furgone, perché col doblò e la macchinetta che ho non ce la facciamo più andare a prendere tutto quel ben di Dio che ci viene regalato, perciò spero tanto che mi arrivi un furgone. Perché ogni redazione raccoglie poi per il banco alimentare. Ogni redazione raccoglie tantissimo, perciò dobbiamo, sai, fare 2 o 3 giri al posto di farne uno, poi non ti dico di dolci, abbiamo una caserma di dolci. Senti Mirella, allora grazie a te, a tutto il lavoro che fai con i tuoi volontari, in bocca al lupo e buona solidarietà da far vedere. Soprattutto, e viva le Befane, perché siamo le più belle del mondo. Anche le più belle diventano Befane, però siamo sempre belle. Ciao. Allora, mi fa sorridere anche un velo di tristezza questa intervista. Pensate quanti anni fa, 9 anni fa. E dicevo le cose che dico tutte le mattine dopo 9 anni. Questa politica insensibile, questa politica che ascolta poco, che promette tanto, ma poi realmente non riusciamo a concretamente ad andare avanti. Ieri sentivo delle interviste pazzesche di assessori, dice noi facciamo tutto, cerchiamo di fare. Poi vediamo l'altra faccia della medaglia, che è una medaglia terribile. Io veramente vorrei anche questa mattina ricordare quello che è successo ieri, ma che è iniziato tanti anni fa, con questi 3 fratelli lasciati a se stessi, completamente fuori di testa. Io sono sconvolta per la perdita di questi 3 uomini, di questi 3 carabinieri, padri di famiglia, veramente persone che hanno dedicato la loro vita per aiutare gli altri, perché qualcuno non si è accorto che la cosa, questa storia terribile, pianificata, detta, stradetta da questi fratelli, nessuno non abbia pensato che prima che arrivassero le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco, qualcuno doveva iniziare a dialogare con queste persone, non il parroco, non l'amministratore, non l'ufficiale giudiziario, ma psichiatri, psicologi. Vi ricordate quando c'è qualcuno che vuole lanciarsi da un tetto, qualcosa, chi arriva? Arriva una persona preparatissima e non arriva con i fucili, con le pistole, arriva con la parola, inizia a dialogare con questa persona, a fargli capire che non è il modo di comportarsi, che la tragedia potrebbe diventare più grande. Alle volte ci impiegano ore e ore per parlare con queste persone, però alla fine ci riescono, perché sanno, perché hanno studiato questo ingresso. Doveva essere fatto dopo, ma prima si doveva parlare, ma io sono convinta che non si doveva parlare ieri, si doveva parlare ancora tempo fa. Questi sono pericolosissimi, erano fuori di testa, lo avete sentito, ma come si fa di notte al buio? Ma ho sentito ieri un volontario, anche lui, che ringrazio, che ha detto non erano 3 terroristi, erano 3 persone sì pericolose, ma non erano terroristi. Ma come alle 3 di notte al buio? Capite che queste morti mi lasciano stupefatta, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo ridetto. Io con la mia trasmissione invito sempre gli addetti ai lavori, che sono queste persone che hanno studiato, ecco, questa psiche. Avete sentito, e l'avrò anche ospite, la dottoressa Baiocchi, che ha detto la psicologia è una cosa molto delicata, bisogna avere anche psicoterapeuta, è una cosa diversa. Eppure si continua a non ascoltare e poi si mandano queste persone. Cosa volete che sapessero quei carabinieri di questi 3 fratelli in che stato è? Io non penso neppure che pensassero di arrivare a tanto, però l'avevano detto. La casa era già stata preparata ancora 2 anni fa o l'anno scorso, piena di gas. Era già stato detto. Gli ordigni all'esterno non sta. Io queste morti veramente non riesco a farmene un'idea. Ve l'ho raccontato cosa ho visto nella mia vita, perché io vi metto veramente al corrente di quello che faccio e di quello che vedo. Eppure qualcuno ancora non sente, nonostante abbiamo le persone che potrebbero intervenire e
forse queste morti non ci sarebbero state. Allora saluto veramente i carissimi ospiti che abbiamo questa mattina, saluto la dottoressa Diletta Troian, direttrice Banca Tessuti del Veneto. Buongiorno direttrice, grazie. Poi apriremo anche con una bella notizia, lo diciamo, perché la dottoressa Troian sta diventando mamma di 2 bambini, perciò i migliori auguri dottoressa, non solo perché diventa mamma, ma per quello che sta facendo, ecco, per tutti noi, per la comunità. E saluto anche Sergio Leonardi, presidente associazione AIRE, associazione Leucemie. Grazie Sergio di essere qui. Grazie anche tu. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Per capire che veramente si può fare qualcosa unendo le forze, cercando di capire, come dico tutte le mattine, che ognuno deve fare quello che fa, quello che può fare, quello che sa, ma ognuno deve prendersi la propria parte, non che tutti devono fare tutto, perché non ne veniamo fuori. Partirei proprio dalla dottoressa Troian, ecco, prima di parlare di quello che fa, anche lei cosa ha provato ieri, questa lotta per salvare le vite, poi vediamo in un attimo scomparire persone che non c'entravano niente, che avrebbero dovuto intervenire dopo. Mi scusi, ma non mi va giù sta roba, proprio non mi va giù, con tutti i segnali che avevano dato queste 3 persone completamente fuori di testa, fuori dal mondo. Dottoressa, cosa ha provato ieri, e non solo ieri, quando ha sentito di questa tragedia, la macchina nel Sile con 2 fratelli dentro? Cioè, non ne veniamo fuori. Prego dottoressa, la ringrazio. Guarda, intanto grazie mille come sempre per l'invito, sei super Mirella. E niente, io approfitterei per in realtà focalizzarmi su un concetto che tu hai già enunciato, però che è fondamentale, il dialogo preventivo in generale, in tutte le situazioni, perché è quello che noi vediamo soprattutto in termini di donazione. Quindi cosa vuol dire? Tantissime volte noi ci troviamo nella situazione che una mancata comunicazione, una mancata sensibilizzazione, un'assenza di dialogo portano a dare scelte che in quel momento poi la gente può pentirsene, come abbiamo visto. Quindi può essere, i casi ovviamente sono molto diversi rispetto a quelli che citavi tu prima, però il ragionamento è il medesimo, persone che magari in preda alla rabbia, in preda alla frustrazione perché appena mancato un loro caro, anche magari arrabbiati contro il personale medico, infermieristico, sbattono la porta in faccia in assenza di un dialogo, in assenza di una comunicazione corretta, e il rischio appunto è che ci venga detto no, per esempio alla donazione, non voglio fare niente, eccetera, e poi ci chiamino una settimana dopo super pentiti e dire caspita, ci ho ragionato adesso. Quindi quello che noi stiamo facendo nelle scuole, nei comuni, negli ospedali è proprio quello di sensibilizzare, quello che dicevi tu prima, al dialogo, al parlarsi, al comunicare, al sensibilizzare, a capire le problematiche, perché sei così arrabbiato, perché poi tante volte viene fuori che questa rabbia e questa frustrazione in realtà ce l'hanno contro se stessi perché magari hanno lasciato qualcosa in sospeso col loro caro, oppure non si sono realizzati su qualche progetto di vita, qualunque cosa, ma che in realtà poi diciamo, quello che vorrebbero dire il sì alla donazione e salvare altre vite in realtà non c'entra nulla. Quindi in realtà quando andiamo a fondo poi della comunicazione, abbiamo fatto un corso ieri su questo, ci rendiamo conto che poi quando parli con le persone, le ascolti, è molto più importante l'ascolto che il parlare, fa cambiare proprio l'umore, il carattere, la disponibilità delle persone, e questo secondo me è fondamentale in tutti gli aspetti, come dicevi tu prima, il dialogo. Ti ringrazio dottoressa veramente per le parole e il supporto che stiamo cercando tutti di far capire a chi sente ma non ascolta, ecco, che si potrebbe veramente intervenire. Siamo in tanti molto preparati, abbiamo nelle associazioni, come avete sentito la dottoressa Troian, dei professionisti molto preparati che potrebbero dare il contributo, ma se non vengono chiamati si rimane là, non c'è niente da fare. Allora, prima di sentire Sergio Leonardi abbiamo Rinaldo da Venezia, liberiamo il centralino. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Innanzitutto vi faccio gli auguri per il bambino che aspetta. Chissà che sia una bella era e che tutto vada a posto. Dopo ti dico Mirella, il discorso di 3 carabinieri è una macchina indelebile sul nostro paese, una macchina che non scanceremo più. Adesso trovare il parcheggio, per cosa, per come, non serve più. È la realtà che chi ha perso la vita facendo il suo dovere. Ed è una roba tremenda, perché non vedere neanche, è una morte stupida,
impensabile che possa succedere una roba, che tecnologia che abbiamo in Italia, a perdersi su una norma del genere, del rinnovo al cordoglio alle famiglie e chi sta vicino alle famiglie per tutti i suoi bisogni, chi lavorerà dopo questa disgrazia. E dopo, Mirella, il mondo porta e fa sparire tutto, perché torniamo io dai pesti, e una volta all'anno morivano milioni di persone, ma non serve a fare niente. Il mondo supera tutto, siamo noi altri che siamo intelligenti, siamo che abbiamo studiato e non capiamo le robe essenziali. Una volta, a parte il discorso di una volta, cosa ha voluto sempre dire una volta, adesso viviamo nel 2025 e il mondo, il sistema di vita deve cambiare, bisogna adeguarsi a insegnargli i fiori tutto quello che deve sapere, accompagnarli e a farli sbagliare, ma non è difficile, Mirella. Se siamo vicini altri che non avremo niente da mangiare, non avremo niente, insomma, i sacrifici ti aiutano anche a crescere. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho anche tanti video. Non è vero che non serve a niente, serve parlare perché non succedano più altri fatti, perché nella vita ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, perciò il dialogo, come diceva la dottoressa Troia, è fondamentale proprio per far capire che anche l'ultima guerra che stanno cercando di chiudere, stanno chiudendola col dialogo, non con le bombe, cercando di fermare veramente dei passaggi molto delicati, ma con il dialogo. Li avete visti? Leonardi, cosa diciamo? Com'è la situazione? Intanto complimenti, vediamo anche le foto che ha mandato Sergio Leonardi, presidente AIL, questa associazione importantissima. Prego Sergio. Grazie Mirella. Beh, intanto mi associo anch'io agli auguri alla dottoressa Troian per la sua prossima maternità, ecco, che sono sempre le belle notizie che ci aiutano a vedere il futuro con sempre maggior speranza e positività. Poi una riflessione rispetto ai fatti che stanno succedendo adesso, alle fragilità che ci sono a diverso titolo, a diverso modo, che ci rappresentano poi con situazioni drammatiche come i 3 carabinieri che sono morti in quella situazione a Verona, come i 2 che sono suicidati ieri. Cioè, credo che i segnali di una società molto fragile rispetto al passato ci siano. E quindi, come si diceva anche prima parlando con Mirella, bisogna che la comunità si faccia un po' più carico di essere unita e solidale e di cogliere questi segnali che arrivano in prossimità ed essere anche capace di far arrivare a chi di dovere questi segnali. Io non so se le forze dell'ordine sono magari sotto numero come capacità di poter controllare il territorio, se i servizi sociali dei comuni sono sotto organico per poter raccogliere i bisogni, però i segnali ci sono, bisogna coglierli, bisogna saperli anche risolvere in qualche maniera e forse coinvolgendo molto di più tutte le risorse che ci sono nel territorio, perché abbiamo tantissime risorse nel territorio. Se noi pensiamo alle associazioni di volontariato, le associazioni di volontariato sono presenti in un territorio e sono un osservatorio importante di tutta la comunità, che partono dai bambini, perché abbiamo i comitati genitori, poi abbiamo gli adolescenti, gli adulti, scout, le associazioni, gli alpini, abbiamo un sacco di associazioni nel territorio. Fermo Sergio, se non mi cade la linea, ma poi continueremo. Abbiamo Giuseppe da Verona. Ciao Giuseppe. Buongiorno. Niente, volevo dire a riguardo dei carabinieri lì che sono deceduti, che secondo me quel servizio lì andava... Pronto? Sì, prego Giuseppe, stiamo ascoltando. Sì, andava organizzato secondo me, visto che ci sono, con gli artificieri. Cioè, visto che c'erano precedenti specifici di bombole di gas, di gente che è andata sopra il tetto, che si è cosparsa di benzina, visto che c'erano questi precedenti specifici, che si sapeva di avere a che fare con persone fuori di testa, molto probabilmente andava organizzato un servizio con gli artificieri che sono sia nei carabinieri sia nell'esercito. Magari si mandava avanti qualche robot invece di mandare avanti qualche carabiniere. Ecco, io la vedo un po' così. Grazie Giuseppe, abbiamo sentito anche la riflessione di Giuseppe perché fa riflettere, abbiamo i mezzi, una tecnologia avanzatissima, perché non si è usato, ognuno fa le proprie riflessioni. Prego Leonardo. No, volevo solo concludere il mio pensiero per dire che, come diceva la dottoressa Troian, l'ascolto, certamente l'ascolto
E poi l'attività educativa che deve essere fatta al senso del conoscersi, della solidarietà, del dono, della capacità di ascolto e di automutuo aiuto che deve essere in una comunità educante. Questa dovrebbe essere riproposta, ritrovata. Nel passato il vicinato era un buon punto di aiuto, di sostegno, no? Oggi si è perso, bisogna recuperare il senso di comunità, ecco, questo volevo dire. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Io intanto faccio gli auguri come Rinaldo alla dottoressa per la sua gravidanza, che vada tutto bene, che crescano sani, per bene, che abbiano tutta la serenità e la felicità che spetta un neonato. Poi volevo anche dire un'altra cosa, il signore che è di fianco per la leucemia anni fa, nel 5 anni prima, nel 93, il marito della mia più cara amica che purtroppo non c'è più, Mirella, si è ammalato di leucemia e gli avevano dato 3 mesi di vita massimo. Aveva 43 anni, però Mirella, la forza di quell'uomo di vivere, andava a farsi la chemio, perdeva i capelli, li riaveva, è durato 5 anni. Purtroppo in famiglia sua di origine non c'era qualcuno che poteva dargli il midollo, perché purtroppo Mirella succede anche questo. Però io sono sempre stata vicino sia alla mia amica sia al suo marito, perché eravamo come fratelli, e forza per le leucemie che sono una tragedia, bambini, Padova poi è un'eccellenza, bisogna dire la verità. E auguri per il lavoro che fa. Un'altra cosa sempre riguardo i carabinieri, Mirella, guardi, questa cosa come a te ha colpito molto, perché 3 persone, padri di famiglia, che sono a servizio di noi cittadini. Allora dico una cosa, Mirella, i carabinieri hanno avuto un ordine dall'alto, non è che di loro iniziativa sono partiti a fare questa operazione. Hai ragione, perché dovevano prima prevenire. Purtroppo, Mirella, in Italia, bisogna dirlo, quando ci sono determinate morti, femminicidi e tutto quello che ormai aprire i giornali, i telegiornali, è una tragedia continua. Non c'è, come hai detto te tante volte e tanti tuoi ospiti che sono preposti a questo tipo di lavoro, non c'è una cosa da prevedere prima. Purtroppo, Mirella, non è neanche una questione che abbiamo pochi carabinieri, secondo me, perché ce ne sono pochi come vigili. Io a Padova non ne vedo neanche uno, ne vedo uno ogni tanto, però quello che voglio dire è che non c'è prevenzione. Quando non c'è prevenzione, Mirella, è come le malattie, se tu non ti controlli, cosa succede? Che dopo dalla sera alla mattina ti scopri il tumore, ti scopri questo e non c'è quella rete che dovrebbe informare, perché mica tutti, Mirella, sono come te, come me o come tanti altri che si informano la malattia e cosa comporta, ma non su internet, su persone proposte, perché internet sì, può essere anche un aiuto su certe cose, però quando si tratta di malattie, Mirella, la prima cosa che faccio io, vado dal medico di base. Grazie Sandra, se no non riesco ad andare avanti, sono tanti gli ospiti anche questa mattina, i video, comunque sei stata chiarissima e ti ringrazio, ognuno fa le proprie riflessioni. Allora andiamo a vedere questo video di laboratorio per capire cosa fa la dottoressa Diletta Troiani, l'importanza di questo video e di quello che fanno queste persone, questi medici, questi ricercatori per salvare le nostre vite. Andiamo a vedere. Con orgoglio che vi presentiamo la nostra nuova sede, il nostro nuovo laboratorio, il nostro nuovo inizio. Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, impegnati per migliorare la qualità.
Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, impegnati per migliorare la qualità della vita. Dottoressa Troian, intanto sempre complimenti a lei e a tutta la squadra, perché veramente siete fantastici anche con il modo che operate. Però io sono dell'idea che conosciamo poco, dottoressa. Dobbiamo portare più giovani anche all'interno di questi laboratori a parlare con questi ricercatori, perché io sono convinta che abbiamo dei giovani che vorrebbero essere molto intrigati, diventare anche protagonisti in futuro, ma devono conoscere. A mio avviso si conosce poco e la ringrazio di essere qui. Prego, dottoressa Troian. Sì, guarda, hai toccato un tema fondamentale che appunto è proprio la mancanza di conoscenza, nel senso che mi trovo anche tante volte a lezione all'università, quindi con persone insomma diciamo che hanno un background sanitario, che comunque non conoscono la possibilità di donare, perché spesso appunto viene associata ovviamente giustamente agli organi che sono salvavita. Però appunto spesso non viene citata la donazione di tessuti, che può avvenire sia in donatori che donano gli organi, ma la grande fortuna dei tessuti è che, non dovendo essere impiantati immediatamente, innestati in un ricevente, possono essere donati dalle persone che decedono indipendentemente, diciamo, chiamiamolo dalla causa di morte, ecco, per usare termini un po' più magari facile anche di comprensione, quindi le morti cardiache. Quindi mentre nei donatori d'organo è necessaria ovviamente una morte cerebrale, nei donatori di tessuto anche una persona che decede per infarto, per suicidio, per politrauma della strada, abbiamo purtroppo adesso per privacy insomma non posso, però vari incidenti citati anche da te ovviamente sono stati coinvolti nella donazione, e di conseguenza ecco, si possono donare tessuti cardiovascolari, quindi il cuore, le valvole, le vene, le arterie per i bypass, le valvole per i pediatrici, segmenti ossei per le ricostruzioni in adolescenti con traumi, con sarcomi, piuttosto che il derma o la cute per i grandi ustionati, i tessuti tendinei per chi ha gravi traumi sportivi, per chi ha avuto problemi al ginocchio. Quindi insomma c'è un mondo dietro veramente, e non solo da donatore deceduto ma anche da donatore vivente. Quindi anche qui spesso non si conosce la possibilità di donare da vivo, e tu mi dirai cosa posso donare da vivo? È un tessuto che serve a me, ma di fatto, se ci pensate, proprio io in primis, se capiterà, insomma ovviamente lo farò, la donazione di placenta, perché ovviamente la membrana amniotica è un tessuto estremamente importante in tantissime chirurgie, che vanno dai grandi ustionati alle ulcere, a tutta una serie di problematiche di chiusure di ferite difficili, di mancata rimarginazione, e se ci pensate la placenta andrebbe buttata, così come la vena safena nelle safenectomie. Quindi quando uno ha un eccesso, per spiegare insomma in modi un po' più semplici, un eccesso di vena che viene appunto sottoposto a questo intervento, quel segmento lì noi lo salviamo e lo usiamo per fare il bypass in un altro ricevente. Quindi insomma ce ne sono un sacco di possibilità, e assieme alle associazioni di volontariato è fondamentale sensibilizzare, soprattutto a partire dalle scuole, perché anche in comune, che appunto adesso viene richiesto al rinnovo della carta d'identità, se uno vuole donare, spesso purtroppo per mancanza di dialogo, per mancanza di comunicazione, per mancanza di conoscenza, la persona si trova giustamente in un momento in cui sta pensando a tutt'altro, di fronte ad una persona che, povero, sono bravissimi questi ufficiali ma non sono sanitari, quindi devono fare questa domanda, e magari questa persona, non conoscendo bene il tutto, dice no per paura o per timore che dicendo sì possa succedere chissà che cosa. La cosa migliore, qualora uno sia indeciso, è non esprimersi. Noi siamo a disposizione, i sanitari siamo tutti disponibili per rispondere a tutte le domande, ma sappiate che se dite no al rinnovo della carta d'identità non possiamo fare più nulla, nel senso che gli aventi diritto poi non possono assolutamente esprimersi diversamente da come appunto si è espressa la persona stessa in vita. Molto chiara, dottoressa. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi andiamo da Sergio Leonardi. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Così finisco il mio discorso di ieri, partendo dal tuo inizio di stamattina, no? E intanto vorrei dire che spero di evitare il rischio di dire che tre poveri carabinieri sono morti causa di un errore, perché morire per causa di un errore rischia di svilire la loro storia.
però è anche vero che ascoltando e seguendo quello che è successo, ho seguito di una cosa, che finché quei 3 fratelli era dentro l'abitazione, il rischio che c'era tutto. E infatti solamente se quei 3 fratelli fosse stato portato fuori dall'abitazione che ci sia stata certezza e la sicurezza. Ieri ho fatto una battuta della siringona da rinoceronte per calmarli, no? Che sono delle persone in gamba preposte a andare a parlare a queste persone qua e quindi magari a farle anche uscire da casa. Però ecco, mi dico una cosa, no? Il tuo discorso va a dire che le amministrazioni non funzionano. Ieri, e chiudo adesso, ieri seguì io il caso di che poverissima ragazza che è stata uccisa a Milano. Cioè, sono rimasto a bocca aperta a sentire quante persone, cittadini normali come me, sapeva di quella ragazza quello che stava subendo negli ultimi 2 anni. I suoi amici di Milano tutti sapevano quello che capitava, perché spediva le foto con la faccia rotta. I vicini di casa a Cervia tutti sapevano quello che capitava e anche altri posti ancora. E allora mi chiedo, e finisco, ma se è l'amministrazione che non funziona o è la società, noi altri, che non funzioniamo, non siamo capaci, oppure è una simbiosi tra le due cose? L'amministrazione non funziona perché la gente non funziona e la gente non funziona perché l'amministrazione non funziona. È difficile, cioè, per quello che mi dicevo ieri, che mi non so capire come che si può dare a fare, perché lei è micidiale, cioè, se la gente non ragiona, anche l'amministratore non è portato a fare, e viceversa. Cioè, speriamo che sia un miracolo, perché in generale tutti questi casi qua, quei poveri carabinieri, quella povera ragazza, possa essere finiti, perché la gente funziona ragionando bene, obbliga e fa sì che anche l'amministrazione funzioni bene, perché sennò capiterà sempre, purtroppo. Ciao, grazie Mirella. Grazie a te Vladimiro. Prego Sergio Leonardi. Allora, volevo collegarmi all'intervento che ha fatto la signora prima sui malati di leucemia, sulla sua amica che era stata malata di leucemia, per dire una cosa. Allora, le nuove terapie attualmente, con le terapie molecolari che si stanno avviando, il successo di cura delle malattie ematologiche come la leucemia, linfomi e mielomi sono soddisfacenti e molto alti. Con i bambini si riesce ad arrivare a una guarigione del 95% e con gli adulti tra il 60 e il 65%. Questo perché ci sono delle terapie attualmente molto innovative, che sono quelle che riguardano le CAR-T, che è una nuova forma di terapia dove i linfociti vengono prelevati dal paziente se è una terapia autologa o da altri se è una terapia allogenica. Vengono prelevati i linfociti, vengono ingegnerizzati e rinforzati e poi rinfusi al paziente per combattere la loro malattia. Allora, questo è un progetto che è una forma di terapia, scusi, che riguarda anche un progetto poi di ricerca che attualmente viene attuato a Vicenza, Verona e Padova. Il centro trapianti di Treviso, dove lavora la dottoressa Stanzani, ha avviato l'accreditamento perché questo tipo di terapia possa essere fatto anche a Treviso, e quindi è fondamentale che questo percorso possa essere avviato, continuato e avere l'accreditamento, perché così i nostri pazienti possono essere curati anche qui a Treviso con questa forma delle CAR-T. Abbiamo da poco finanziato un bando regionale per un progetto invece che va oltre le CAR-T, perché il 14% circa dei pazienti che vengono trattati con questa forma di terapia non hanno l'efficacia che si vorrebbe avere, e quindi si potrebbe utilizzare un'altra forma di terapia come questa delle CAR-T che si chiama CIC, che prevede appunto di utilizzare sempre questa forma di prelievo di linfociti ingegnerizzati e aumentati in loro potenzialità curativa per poter essere rinfusi. Questo progetto, che riguarderà le 3 AIL di Treviso, Vicenza e Verona, avvierà questa forma di ricerca e sarà importante che possa essere attuata quanto prima possibile.
Molto chiaro e ti ringrazio Sergio Leonardi per far capire come la ricerca sta andando avanti. Ecco, una ricerca, la scienza, la ricerca, la tecnologia veramente in pochi anni hanno fatto passi da gigante, però bisogna investire, bisogna che la politica riesca a capire l'importanza, come dice la dottoressa Troian, dell'investimento anche nelle scuole, perché culturalmente dobbiamo crescere, non ci siamo, ma perché? Perché abbiamo paura, perché non conosciamo. Tu non puoi andare a fare la carta d'identità e ti chiedono vuoi donare, cioè non è la persona adatta che te lo deve chiedere, la donazione deve essere spiegata, perché subentra la paura, la non conoscenza, le maestre non devono fare loro attività motorie, ci vogliono le persone preparate per fare questo. Capite che non ci siamo proprio, non ci siamo, perché vedi Vladimiro, quello che hai detto tu e che l'hai detto anche ieri mattina, vuol dire passare il cerino, invece qua bisogna far capire chi ha la responsabilità. Queste persone hanno un nome e un cognome, abitano, hanno un indirizzo. Ti ricordi quando dicevo ai sindaci fate un censimento nel vostro territorio per vedere come vivono i vostri cittadini, i vostri paesani? Ti ricordi che l'ho detto? Perché l'ho detto? Perché mi accorgo che ci sono tante situazioni borderline che fanno paura, che possono diventare pericolosi per tutta la comunità. L'ho spiegato anche ieri, l'ho ridetto. Ti sembra che dopo 9 anni hai sentito l'intervista io riesca ad avere qualcosa in più? No, abbiamo il terzo settore che diventa sempre più problematico, con una burocrazia incredibile e siamo sempre più e saremo responsabilizzati. Abbiamo la politica che non ascolta perché l'importanza è fare il cemento. Abbiamo 6 milioni di poveri che non sono quelli che non fanno niente, ma sono famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine mese e vengono ai banchi alimentari. Pensi che vediamo qualcuno di politici, banchi alimentari a vedere com'è la situazione, a vedere come risolvere il problema? No, anzi, se ci mandano via sono più contenti, ci stanno segando. E vuoi che passi il cerino? No, io il cerino me lo prendo e cerco anche di bruciarmi ma arrivare fino all'ultimo cerino. Pubblicità. Allora siamo con la dottoressa Diletta Troian, direttrice Banca dei Tessuti Veneto. Vedremo anche queste immagini molto importanti della Banca dei Tessuti. Prego dottoressa, come commenta anche quello che ha sentito, soprattutto i giovani, come coinvolgerli di più, ma anche diversamente giovani. Io ho detto più volte perché non andare anche nelle RSA a spiegare. Io trovo molti diversamente giovani che dicono tanto se arrangia me fiol Mirella. No, ma te da saperlo anche a te, non te cambia l'Alzheimer, te sì veramente che puoi capire. Abbiamo dei centenari, dei novantenni con l'università della terza età. Ecco, forse bisogna anche noi fare un passo più in là, le istituzioni, parlo dottoressa, prego. C'è l'audio. Eccomi, scusate, sì. Allora, sì Mirella, hai assolutamente ragione, nel senso che assolutamente, anche perché se ci pensi, mentre i giovani riusciamo a raggiungerli, una cosa che a me personalmente non piace, ma che è l'unico canale, perlomeno con i social, con i podcast, con tutte queste diciamo nuove modalità di comunicazione, anche se io personalmente preferisco sempre andare fisicamente nelle scuole a lezione, ma questa è la nostra società e bisogna accettarla. Sicuramente rimane fuori tutta quella fetta, come dicevi tu, di adulti e grandi adulti che possono donare, perché ricordiamo che comunque ad esempio a 70 anni non compiuti si può donare tranquillamente il cuore per valvole, piuttosto che vene safene, piuttosto che tessuti tendine e ossei, addirittura arriviamo fino a 78 anni e per altri tessuti si va anche oltre, quindi in realtà assolutamente sì, sarebbe bene riuscire, e noi facciamo fatica da soli ma con l'aiuto di tutti, a cercare di capire quale canale potrebbe essere utile per spiegare anche agli adulti, diciamo grandi adulti come si chiamano adesso, proprio che cosa vuol dire donare, perché spesso c'è la paura dell'ospedale, c'è la paura di chi magari mette le mani una volta che la persona decede o anche da vivente, perché magari uno dice ma mi cambia l'intervento se dono questa cosa, invece assolutamente no. Ovviamente l'intervento chirurgico nei casi di donazione da vivente non subisce alcuna variazione se uno decide di donare i tessuti, ovviamente, perché la priorità ce l'ha l'intervento appunto chirurgico stesso, ma anche da deceduto, sai, spesso c'è questa
diciamo, paura di cosa succede, cosa mi fanno, quindi assolutamente sì, concordo. In realtà riguarda tutte le fasce d'età. I giovani riusciamo di più con Instagram, tutte queste cose qua che io personalmente non sopporto, ma che mi rendo conto essere un canale veloce ed efficace, e gli adulti, i grandi adulti, rimangono un po' fuori da questa formazione, se non li becchiamo, come dicevi tu, in occasione di concerti, ma anche lì magari vengono fatti una volta l'anno l'evento, non è che riusciamo a farne così tanti, e come ente terzo settore, quale citavi tu prima, con tutte queste regolamenti nuovi. E quindi ecco, assolutamente concordo con te, bisognerebbe trovare un modo per mettersi davanti, dialogare, comunicare, spiegare anche ai familiari comunque della persona interessata. Ed è vero, e soprattutto c'è la possibilità, dottoressa Troian, noi abbiamo creato il villaggio delle associazioni proprio per far capire l'importanza, prima di conoscerci tra di noi, perché non ci conosciamo neppure tra di noi, e dopo per capire come muoverci tutti assieme con una squadra per aiutare, per far capire. Perciò si parlava prima col presidente Leonardi che faremo adesso un'altra riunione proprio con le associazioni, inviteremo anche lei per far capire l'importanza di fare squadra. Ecco, potremo anche venire a visitare questo centro, magari qualche associazione non conosce, perché io ho visto che proprio non ci conosciamo, dottoressa, perciò c'è un lavoro tra di noi da fare prima di arrivare alla cittadinanza per capire chi siamo, cosa facciamo e ognuno di noi dove vuole arrivare. Sergio Leonardi. No, probabilmente la dottoressa Troian l'ha già fatto, ma probabilmente anche una collaborazione con altre associazioni può essere utile. Per esempio l'AIDO fa molti interventi nei comuni, anche delle serate informative. Magari farle insieme può essere che si sensibilizzano quei donatori non solo a donare organi, ma a donare anche i tessuti, come è vostro auspicio. Per quanto riguarda i giovani volevo dire una cosa: i giovani hanno bisogno di mettere le mani in pasta. Noi abbiamo visto che le informazioni così tout court, un po' anche gli interventi che fa l'AVIS, gli interventi che fanno anche altre associazioni nelle scuole, come spot non lasciano molto segno poi nei giovani. Noi abbiamo messo in atto dall'anno scorso un progetto nelle scuole, un progetto PCTO, quelli che sono quei progetti alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi, studenti di quarto anno di scuola secondaria di secondo grado, vengono coinvolti in un progetto formativo di 18 ore con un laboratorio finale di comunicazione in cui devono produrre materiali di sensibilizzazione verso il dono di o cellule staminali emopoietiche o dono di sangue. L'anno scorso i ragazzi l'hanno fatto sulla donazione di cellule staminali emopoietiche e hanno portato 20 nuovi donatori a iscriversi all'ADOCES, che è l'associazione per la donazione delle cellule staminali emopoietiche. Quest'anno vorremmo farlo, lo faremo in un altro istituto, questo corso di formazione, e li inviteremo a donare sangue. Abbiamo visto che quei 30 ragazzi formati l'anno scorso sono rimasti agganciati alla nostra associazione, si sono resi disponibili per esempio a partecipare alle nostre campagne di vendita delle stelle di Natale e uova di Pasqua. Saranno presenti, per esempio domenica faremo un concerto Pro AIL a Conegliano, al Dina Orsi, e qualcuno di questi ragazzi verrà a leggere le sue testimonianze. Quindi quando i ragazzi riescono a entrare dentro a un vediamo percorso, la sede, allora qua è il centro. Queste sono le nostre attività all'interno dell'ospedale, dove forniamo materiali di comfort per il benessere di malato. Vedete, questo è il gruppo della PET Therapy, che con l'assistenza domiciliare oncoematologica pediatrica assicuriamo anche la PET Therapy, che è una forma di aiuto assistito con gli animali, dove i bambini soprattutto trovano beneficio. Queste sono le nostre campagne Stelle di Natale. Ecco, altra forma di visto che sarà prossima, anche per ormai manca poco. Sì, il 5, 6, 7, 8 in tutte le campagne, in tutte, scusate, le piazze della provincia di Treviso, 183 postazioni saranno disponibili per la vendita di Stelle di Natale. Questa è la foto della festa finale Leonardo da Vinci l'anno scorso, col progetto Ogni dono è un nodo. Quindi ecco, credo che formare i giovani, ma farli mettere dentro le mani nel progetto, cioè farli toccare con mano, e quindi non solo essere informati ma anche farli operare attivamente, sia una forma di coinvolgimento dei giovani. Ed è importante farlo perché i giovani sono poco presenti nell'attività associativa.
Quindi bisogna lavorare per far sì che i giovani entrino nelle associazioni di volontariato, ma entrano non solo per essere informati, ma per partecipare attivamente alle attività. Molto chiaro, grazie, sempre complimenti anche a Sergio Leonardi. Andiamo a vedere anche cosa ha detto il professor Palù proprio parlando della Banca dei Tessuti. Andiamo a sentire. Salvare la vita o migliorarne la qualità di tanti malati. La Banca dei Tessuti del Veneto è un'eccellenza nella donazione, lavorazione e distribuzione di tessuti per trapianto. Al Cafoncello di Treviso si sono riunite tutte le realtà venete che si occupano di trapianti di tessuti o uso di cellule a scopo terapeutico, con l'obiettivo di fare sinergia, di ottimizzare le risorse e capire quale sarà l'evoluzione di questo settore. Credo che il futuro ormai è realtà, cioè useremo cellule per fare tessuti, magari dallo stesso paziente, un paziente autologo che fornirà delle cellule, magari delle cellule staminali che possono essere poi differenziate in modo di dar vita ad un tessuto e perché no un domani anche un organo. Un settore in rapidissima evoluzione che presuppone la generosità di persone che donano i tessuti propri o dei loro cari, ed il Veneto si è dimostrato terra di grande altruismo con il 2024, anno dei record. Nel senso che abbiamo distribuito 8.000 tessuti per trapianto, quindi siamo riusciti a raggiungere 8.000 riceventi sparsi in giro per l'Italia e in Europa, e grazie ovviamente tutto ciò alla generosità dei donatori e dei familiari di donatori, che tra donatori appunto a cuore fermo, diciamo quindi deceduti, a cuore vivente, arriviamo quasi a 1.500 donatori. Emblematica la storia professionale e personale del dottor Francesco Calabrò. La mia storia mi ha portato a essere dall'altra parte, dopo aver fatto appunto il chirurgo toracico, aver trapiantato polmoni, ho fatto il coordinatore dei trapianti e sono vivo grazie a un cuore ricevuto in dono. Ricordiamoci che l'attività quotidiana delle banche dei tessuti, quindi degli occhi, di tutti i tessuti, è basata sulla volontà di donare. Quindi il fatto che l'attività anche dell'associazionismo territoriale costituisca un punto fondante, tra l'altro nello statuto delle due banche, di essere promotori della volontà di essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti. Dottoressa Diletta Trojan, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia? Ormai abbiamo terminato questa prima parte, prego. Riprendo solo quello che diceva il prof Palù e dicevi tu prima, il tema della ricerca, quindi è fondamentale non stare fermi sulle conoscenze che abbiamo attualmente, ma è fondamentale svilupparle, e soprattutto il messaggio che vi do è che le famiglie rimangono malissimo quando per qualche motivo la donazione, diciamo insomma che il donatore non è idoneo per trapianto, ma volevo dirvi appunto che tutti i tessuti che non vengono utilizzati per trapianto noi li utilizziamo per nuove validazioni, nuove scoperte, nuovi progetti, quindi è fondamentale donare, che anche la donazione stessa pensata per trapianto, qualora non andasse bene, può essere utilizzata proprio per migliorare le conoscenze attuali sui trapianti. Grazie dottoressa, veramente grazie di essere stata con noi, la dottoressa Diletta Trojan. Ecco, Banca Tessuti Veneto. Sentiamo come ci saluta anche Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiana Leucemie. Ma io invito tutti a continuare a sostenere l'AIL perché con i finanziamenti che riusciamo a raccogliere con le campagne stelle di Natale, uovo di Pasqua e per il 5 per 1000 e le donazioni spontanee, finanziamo attualmente 10 progetti di ricerca più 4 che sono in valutazione del comitato scientifico per essere approvati. La ricerca scientifica è fondamentale per curare le malattie leucemiche. Offriamo supporto psicologico, nutrizionale, consulenze nutrizionali, consulenze legali, l'assistenza oncoematologica pediatrica su tutta la provincia di Treviso, le case AIL per sostenere le famiglie, il punto Restoring Day Hospital per offrire ai pazienti un momento di conforto durante le visite per le terapie o i controlli ematologici, il progetto Ogni dono è un nodo perché vogliamo potenziare nei giovani la capacità di essere solidali, di partecipare alle attività di volontariato. Ecco, continuate a sostenerci con la nostra prossima campagna di Natale che sarà il 5, 6, 7 e 8 di dicembre con le stelle di Natale, e noi vi assicuriamo che tutti i fondi raccolti
vengono destinati alle attività per l'AIL. Grazie. Grazie anche a Sergio Leonardi, grazie ancora alla dottoressa Diletta Troian. Pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Riccardo Dal Porto, presidente associazione Effetto EAPS, disabilità e scuola, poi ci spiegherà e anche dal suo punto di vista molto importante cosa dirà. E poi andiamo a Bergamo dove c'è il dottor Danilo Zanni, fondatore dello Io Investo, investimenti e risparmi, perché c'è qualcosa che non torna. Grazie dottor Zanni anche a lei di essere qui per capire come siamo messi, cosa si può fare e poi pensiamo cosa è successo ieri, ha sentito anche lei dottor Zanni a Verona, ecco questo perdere la casa per certe persone molto fragili, anche non supportate, non curate, questi vanno fuori di testa e via così. Quel signore anziano che dopo lo sfratto, quando è entrato l'ufficiale giudiziario, si è buttato giù dal quarto piano. E funziona così perché non si fa prevenzione, questo è il grande problema, non si pianifica, non si fa prevenzione, chi vuole aiutare viene visto come una rottura di scatole che deve stare al suo posto perché c'è chi si occupa di questo, invece non c'è per niente chi si occupa di questo. Allora partirei subito dal presidente Riccardo Dal Porto. Allora, chi è questa associazione, cosa fa e cosa vuole dire presidente? Allora, Effetto E è un'associazione di genitori con bambini con disabilità. È nata un po' sullo slancio di quello che abbiamo fatto noi per nostro figlio. Ettore, il nostro bambino, è un bambino con una disabilità grave, però è un bambino intelligente e abbiamo visto in lui dei progressi quando ha potuto frequentare un po' di più la scuola e stare un po' di più con gli amici, con i suoi coetanei, e da lì siamo partiti a chiedere la possibilità di farlo andare più tempo a scuola con una copertura sanitaria. Perché all'inizio siamo arrivati ad un massimo di 16 ore di copertura sanitaria, quindi poteva andare a scuola 16 ore su 32, questo era alla primaria, all'asilo. E da lì abbiamo iniziato a scontrarci con la realtà dei fatti e con le istituzioni. Iniziavamo a chiedere e ci veniva negato questa possibilità. Ricordo che il diritto allo studio è un diritto costituzionale, quindi non stiamo parlando di un qualcosa in più, abbiamo chiesto quello che è previsto dalla legge. E qui abbiamo iniziato appunto a trovare le prime difficoltà, abbiamo iniziato la nostra battaglia e un po' alla volta ci siamo accorti che questa problematica è una problematica purtroppo comune per tutte le famiglie che hanno appunto un bambino con disabilità. Abbiamo dovuto trovarci un avvocato che ci ha seguito, che ci sta seguendo ancora, e un po' alla volta siamo riusciti ad ottenere 20 ore di assistenza sanitaria coperta dalla ULSS e altre 7 ore invece ce le sta coprendo il comune con il contributo con il quale noi paghiamo la cooperativa che lavora all'interno dell'integrazione scolastica. Non capiamo perché e non riusciamo a averle le ASL, non solo l'ASL 7 ma anche l'ASL 2, ci sono delle regole interne per le quali non erogano più di un tot di ore. Abbiamo provato a chiedere queste cose ma non ci vengono date, anche perché ovviamente sono contro qualsiasi legge che ci sia scritta, cioè non possono limitare l'accesso alle scuole ai bambini, eppure purtroppo è così. Da qui abbiamo appunto iniziato a conoscere altri genitori e abbiamo appunto visto che questa situazione è una situazione purtroppo normale, non solo nella nostra regione, ma purtroppo è una cosa nazionale. E nel voler fare qualcosa per nostro figlio abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza anche delle altre famiglie, in modo da poter dare le informazioni che noi abbiamo recuperato tramite gli avvocati, informandoci, leggendo, studiando, abbiamo voluto metterle a disposizione degli altri e così è nata questa associazione. È un'associazione che sta creando appunto questa rete di genitori
e un po' alla volta qualche passettino lo stiamo facendo, stiamo riuscendo ad aiutare un po' qualcun altro. Allora, Presidente del Porto, quello che però emerge è la lontananza delle istituzioni. Sì. Ecco, io quando sento sindaci, assessori che fanno tutto, che non c'è problema, io aiuto, faccio, ho ristrutturato, ma alla fine poi io sento questi genitori che aprono associazioni per cercare di andare in rete, di socializzare con altre realtà, perché sono nell'abbandono più totale. Io ho avuto la mamma di un bambino autistico, la quale, come lei ha spiegato molto bene, ero stanco di vedere mio figlio che non partecipava alla quotidianità che avrebbe dovuto avere, e che lei ha organizzato questo compleanno su un parco, perché, ecco, l'avrà sentito, l'avrà letto, perché non ne poteva più di vedere questo bambino solo e abbandonato anche dagli istituti scolastici, che anche i ragazzi non partecipavano, non c'erano. Poi, grazie a questo evento nel parco, la comunità, ecco qua, la comunità si è stretta attorno a questa mamma e lei ha deciso di andare avanti. È venuta in trasmissione, fa parte del villaggio delle associazioni, che inviterò anche lei alla prossima riunione, perché abbiamo deciso di capire intanto chi siamo, perché se tutti facciamo tutto non andiamo da nessuna parte, e dove vogliamo arrivare. Ecco, come possiamo aiutare. Io cito, e qua cercherei anche di capire il dottor Zanni cosa ne pensa, cosa è successo ieri a Verona, e non solo a Verona, perché se andiamo nella storia di immagini terribili di persone che hanno perso la casa, che hanno perso tutto, che non riescono più a superare l'ostacolo dell'abbandono dell'unica cosa che hanno a cuore, che è la loro casa, sarà anche nato paia, ma è la loro casa, non si riesca a capire perché queste persone devono essere mandate via e non trovare un sistema per farle rimanere qua, là, magari lavorando e pagando un mutuo, si paga pure il mutuo, non si riesce a capire perché. E mi spieghi, dottor Zanni, viene tolto la casa, ma vengono portati via anche tutti i soldi che hanno versato, perché basta che non paghi 2 rate e si cancella tutto. C'è qualcosa che non torna. I ricchi sempre più ricchi, i poveri che sono diventati la fascia media, perché non sono i barboni. Io al banco, l'ho detto anche prima, alimentare, ho persone che con 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine mese. Quando pensi che un affitto costa 5, 6, 700 euro, un mutuo, e poi le spese di condominio, e poi le bollette, e poi vai a lavorare, e poi vivi, no, questo è sopravvivenza pura. 6 milioni di poveri sono le persone che lavorano e non ce la fanno. Questo ve lo dice la Mirella. Prego, dottor Zanni. Mirella, lei ha assolutamente ragione. Prima ha detto, sono secondo me 2 i motivi fondamentali, no? E li ha citati tutti e 2 lei, quindi mi ha quasi rubato le parole di bocca. Il primo, che ha citato proprio all'inizio della trasmissione, è proprio il tema della pianificazione. Quindi questo sicuramente è importante e dobbiamo... questa è una cosa che tutti noi dobbiamo, purtroppo in questo mondo sempre più difficile, perché questa è l'altra faccia della medaglia, dobbiamo capirlo, dobbiamo capire che viviamo in un mondo sempre più difficile, dove basta sbagliare poco, e anche questo è sbagliato, per ritrovarsi appunto in queste situazioni, quindi senza casa. Però ecco, quindi sicuramente prevenire situazioni del genere è la cosa più importante per i cittadini italiani. Mi rendo conto, non è facile. Come si fa a parlare di pianificazione, come si fa a prevenire queste cose? Noi è da anni che facciamo contenuti divulgativi finanziari anche su canali YouTube, social e quant'altro. Se andate su YouTube a cercare Io Investo, vedete quanti video abbiamo fatto, perché secondo noi, ecco, questo è il nostro contributo proprio per aiutare queste persone che devono formarsi, attraverso la formazione. Chiaramente servirebbe una formazione di questo tipo a partire dalle scuole elementari, io non dico dall'asilo, ma dalle scuole elementari. Ecco, sicuramente un'oretta a settimana, magari anche 2, potrebbe essere veramente di aiuto alla nostra popolazione, perché oggi stiamo parlando di aspetti, questa cosa che è successa dalla casa, ma succederà uguale se non peggio sul tema della previdenza, dove, se noi ci pensiamo, tra qualche anno dovremo lavorare fino a oltre 70 anni, e questa cosa non può essere accettabile, soprattutto col tenore di vita che sta dicendo lei. 6 milioni di poveri che dovranno lavorare fino a oltre 70 anni, ma chi ce la fa?
Cioè poi vabbè, magari perché io parlo per me, faccio un lavoro qua seduto in ufficio, è anche più facile, ma pensiamo a tutti quegli italiani che ecco, vanno in fabbrica, si svegliano presto, al freddo, al caldo, eccetera eccetera eccetera. Insomma, non è così facile. Quindi da una parte sicuramente deve partire da noi, dalla prevenzione e dalla formazione, dall'altra parte sono le istituzioni che sicuramente devono fare qualcosa. Quindi quello che lei ha detto a me tocca particolarmente, perché dopo comunque anni di sacrifici, magari senza aver pianificato bene, però questa non può essere una colpa così grave per farsi ritrovare senza casa, senza soldi e magari protestati o cose del genere. Ecco, questo Dottor Zani, ma perché la politica, chi è nella stanza dei bottoni che dovrebbe essere proprio dare le risposte che il cittadino spera, noi deleghiamo questi politici che poi appunto siedono in questa stanza di bottoni con ruoli molto importanti, però si dimenticano di qual è la realtà. Ecco, mi sembra che vivano nella Luna, siccome nella Luna ormai ci sono le autostrade nello spazio, ecco, mi sembra che siano arrivati là e che hanno perso la realtà della Terra. Sa perché le dico questo? Perché continuo a sentire parlare di truffe continuamente, soprattutto per le fragilità che non si rendono conto che hanno l'avvoltoio dietro l'angolo, come questi 3 fratelli. Lei sa benissimo di cosa parlo, la casa è già stata venduta, è già andata all'asta, ecco, loro non sono in grado di difendersi, di capire le carte. Ecco, ricordatevi quello che vi dice la Mirella, che nelle fragilità l'avvoltoio ce l'hanno dietro l'angolo, anzi arriva nella loro casa, a loro insaputa. Sentite cosa ha detto uno dei fratelli: è vero, non è vero, però è vero, lo vediamo, arrivano all'interno della casa, fanno firmare carte col telefono e poi queste persone si ritrovano senza niente, perché sono in fiducia, non sanno, come dice lei, culturalmente, ma chi li ha preparati agli investimenti? Chi ha spiegato loro i passaggi per non perdere la casa, per cercare di lavorare seriamente? Questi ne facevano di tutti i colori e nessuno andava a vedere com'era veramente la situazione, come aiutare invece di condannare, di giudicare che erano tutti e 3 fuori di testa, perciò lasciali là. Avete visto lasciandoli là cosa è successo? Ecco, Presidente, cosa dice dal porto? Cosa vuol dire andare fuori di testa? A un certo momento non hai nessuna risposta, vedi che ti crolla tutto addosso, un mondo che non conosci perché non fai ferie, non sai cosa vuol dire mangiare un gelato. Avete visto in che condizioni, sporcizia, di tutto e di più. Lei come ha visto questa situazione? È una chiara situazione di abbandono. Un caso forse estremo, ma di totale abbandono da parte delle istituzioni, alla stregua di quello di come vengono abbandonate le famiglie con disabilità. Ci sono molte famiglie, ogni tanto la cronaca anche le riporta, di persone che non riescono, non ce la fanno più a gestire la disabilità familiare, magari persone anziane, perché comunque si invecchia, anche noi invecchiamo, nostro figlio crescerà eccetera, e non sappiamo se riusciremo a continuare a prestargli delle cure. E la cronaca, insomma, ogni tanto capita di sentire di persone che, non riuscendo più a gestire la disabilità del proprio familiare, compiono degli atti estremi, ma non è che non sono conosciuti dagli enti locali, è che gli enti locali probabilmente non hanno fatto il loro dovere. Dopo un servizio andato in onda qualche giorno fa nelle vostre reti, sono stato contattato da una signora di 88 anni con una figlia disabile, gravemente disabile, di 50, ed è abbandonata a se stessa. È andata a chiedere agli assistenti sociali e gli assistenti sociali gli hanno dato picche, deve arrangiarsi. Una signora di 88 anni con una figlia disabile di 50. Questo è quello che succede. Noi quando andiamo a chiedere, non solo noi perché è una risposta generale, quando andiamo a chiedere in comune piuttosto all'ASL di poter avere qualche ora in più di assistenza per i nostri bambini, ci definiscono pretenziosi perché abbiamo chiesto un'ora in più.
Oppure ti dicono, ma sa signor Del Porto, se do un'ora in più a lei devo toglierla a un altro bambino. Ma perché? Devi far sentire in colpa me? Devi farmi venire i sensi di colpa perché tu istituzione, tu ente, non stai erogando quello che è nel diritto delle persone avere, non qualcosa in più, sono dei diritti e le persone pagano anche delle tasse per avere dei servizi che non vengono erogati. Però questo è quello che succede nel Vicentino, succede con il Trevigiano. Nel Trevigiano c'è anche una situazione particolare perché l'assistenza scolastica, il bando non prevede l'utilizzo degli operatori degli OS ma degli infermieri. Infermieri non ce ne sono. E quindi cosa facciamo? Lasciamo questi bambini ancora a casa perché in un bando redatto da una ULSS che dovrebbe sapere bene quali sono le esigenze delle persone non vengono inseriti gli operatori sociosanitari. Per carità, anche qui potremmo aprire una questione infinita perché le tante manovre che necessitano questi bambini sono prettamente infermieristiche. E quindi c'è questa diatriba tra OS ed infermieri, però che sia un OS o che sia un infermiere comunque vanno formati, certo. Perché nel mansionario degli infermieri c'è anche il cambio della tracheostomia. Però non è detto che un infermiere lo sappia fare, perché se ha lavorato in ortopedia tutta una vita e poi viene preso e messo a fare assistenza ad un bambino con la tracheostomia, questa persona non l'ha mai vista una tracheo e non lo sa fare. E perciò diventa anche pericoloso. Diventa pericoloso per il bambino, ma mettiamoci anche nei panni dell'operatore, certo, o dell'infermiere che viene mandato a gestire una persona con una disabilità grave e sa che se non farà le manovre giuste in caso di necessità potrebbe incappare in delle problematiche. Quindi è necessaria, che sia una figura che sia l'altra, è necessaria una formazione. Sì. Ma questa formazione non deve essere neanche fatta sui bambini, cioè dovrebbe essere tutto un percorso, come era anche riportato in un decreto regionale che è l'1122 del 2015, redatto, scritto dalla direttrice dell'Hospice Pediatrico di Padova. Era bellissimo, era scritto benissimo, c'era una formazione veramente ad hoc e dettagliata, in questo caso per gli operatori sociosanitari, ma che andrebbe bene come refresh per eventualmente degli infermieri che non hanno mai lavorato in questi campi. E come è andata a finire? L'hanno abbandonata, era un DGR sperimentale e ovviamente siccome richiedeva tante ore e tanti soldi è stata accantonata. Abbiamo Maria da Bovolenta, ciao Maria. Ciao Mirella, cara, scusa se non mi ho fatto mai sentire, ma ho passato un periodo brutto. Ecco, non ti dico cose, al confronto di che tre creature che ha copa, è una roba più grossa quella. E hai tutte le ragioni del mondo, guarda, te ho sempre seguito, Mirella, lo stesso, ma guarda, se lo devo passare, adesso mio marito al 2 di novembre lei ricoverà per l'intervento all'ANCA, non ti dico quanto caghiamo girare, questo sta, guarda, non ti dico e basta. Ecco, e mi vuoi a dire, Mirella, che quello che è successo l'altro giorno poteva prevenire queste robe qua, perché era tanto che andava attorno, tanto, e portargli via una casa anche se lei rudere come che ti hai detto te, e io non so, io ho fatto di tutto perché succede queste robe, secondo me, perché a colpa una serie di iuri, perché era già avvertito la gente e doveva prevenire, che era in situazione di prevenire, ma siccome chi ama tanto la poltrona, ma io non so, vorrei provare anche a me un giorno che a poltrona, che gusto che sei, perché siti, ma Mirella non se ne è poi più di sta gente qua, siamo abbandonai, e mi dispiace i cuoriti chi sta all'arrembaggio, ma anche tre creature là. E basta, guarda, adesso qua capiamo da quando che è successo, perché comunque a mia famiglia, come che ti ripeto, carabinieri, poliziotti, a parte della mamma e del mio papà e cugini, ecco, lo so cosa che è, ecco, non ti dico altro, Mirella, perché guarda, per fortuna che tu hai a lui un cosa non altri, perché non vorrei neanche guardare,
perché mi stressa il cuore solo pensare. Ecco, così non vedo e basta, è distruzione che sei dentro su che chiesa che sarà. Ecco, Mirella, ti saluto e chissà che vada in robe, perché guarda, siamo proprio abbandonati qua da Dio e basta. Signore fa, ecco. Grazie Maria cara, grazie, un abbraccio, se hai bisogno chiamami, lo sai che io ci sono e ci sarò sempre. Allora, quello che emerge però, dottor Zanni, è che bisogna, come dice lei, iniziare a cambiare registro. Intanto formare le persone, iniziando dalle scuole. Sono ragazzi molto svegli. Io ieri, mi sembra ieri o l'altro ieri, ho citato, lo dico anche al presidente del Porto, quell'esempio che mi ha dato un nonno che ha portato questo bambino di 4 anni in una pasticceria a far colazione. A un certo momento questo bambino guarda il nonno e dice: nonno, hai visto che quello è un Picasso? Era una stampa e il bambino aveva capito chi era questo pittore. Perché? Perché la mamma ha iniziato da piccolissimo a portarlo nei musei, a parlargli. Voi sapete che i bambini memorizzano tutto in pochissimo tempo e poi realizzano. Perciò capite, se a 4 anni riescono già a capire cos'è una stampa, per carità sarà anche un bambino anche portato, non dico di no, però capite quanta potenzialità hanno di capire. Però bisogna iniziare da là, ma mi sembra che la scuola sia lontana 1000 miglia dal mondo della diversamente agili, dal mondo anche della musica, eppure i giovani lo dicono, cosa amano? La musica, poi ognuno ama la sua, ma amano la musica, sono dei creativi, ma bisogna accoglierli, coltivarli. Ecco, dottor Zanni, ma quanta fatica si fa a far capire che se non qualcuno ci spiega le truffe aumenteranno? Ecco, il Parco Buoi l'hanno già eliminato tutto ormai, perché vediamo cosa è finito quei piccoli risparmiatori che poveretti si fidavano, perché questa è la verità. Pensavano di andare nel luogo più sicuro a portare i loro soldi e poi abbiamo visto com'è finita e non ne vai fuori. E però nessuno sa la verità, dove sono andati a finire questi soldi? Perché nelle tasche di qualcuno saranno andati, dottor Zanni. Non penso che siano spariti, che siano nello spazio, che volano. Nelle tasche di qualcuno saranno andati, vuol dirmi che nel 2025 non si sa dove sono andati a finire i soldi? Oppure abbiamo delle leggi che proteggono proprio queste persone? Perché mi viene anche un punto di domanda. Oppure la prescrizione, ho i soldi, arrivo alla prescrizione, ciao. Prego dottor Zanni, ci spieghi come funziona e cosa sono le truffe nel 2025. Le truffe nel 2025, Mirella, sono belle toste. Quindi, allora, certo, che ne so, se parliamo di hacker, non arriverà mai l'hacker a entrare nel nostro conto corrente e svuotarcelo. Perché? Perché finché nel conto corrente lì è sicuro, allora lì sì che è tracciato. Quindi tracciato cosa vuol dire? Che se io domani vedo 100 euro che mancano nel mio conto corrente, da qualche parte è andato, e quindi in quel caso sono tra virgolette tutelato, o meglio riesco a capire dove è andato. Il problema oggi è che le truffe si fanno sempre più, usiamo un termine brutto, ma intelligenti. Cioè non entrano nel tuo conto, di solito sono sempre quei link o quelle proposte dove ti ingolosiscono e sei tu a fare un'operazione, sei tu di tua spontanea volontà che invii denaro in varie forme, e allora già lì è diverso, no? Perché non è un'espropriazione, ma sei tu che, abbindolato tramite una truffa, poi chiaramente questi chissà dove sono già preparati e quindi è più facile, no? far sviare questi soldi. Quindi anche qua però ci tengo a dire questa cosa: quando tu cadi nella truffa è già troppo tardi. Anche perché questi non sono stupidi, no? Cioè la architettano in modo tale che poi anche a me sono capitati degli investitori, dei clienti che sono stati truffati. È veramente difficile anche per le istituzioni, per i legali, andare a capire queste trame che poi appunto questi truffatori fanno, perché ripeto non sono degli improvvisati, no? E allora anche qua come ci si può proteggere? Con la prevenzione. La prevenzione è facile, basta seguire quelle 2, 3, 4 regole che sono facili, che ci permettono di capire se una cosa che ci viene proposta può essere reale, vera, oppure no.
e si può anche verificare oggi, e questo grazie alle istituzioni, c'è da dirlo, almeno qualcosina fanno, cioè si può verificare se oggi un intermediario finanziario, quindi se uno mi propone un investimento, io riesco a capire se è una truffa oppure no. Certo, prima, non dopo. Se io do quei soldi a questo finto intermediario che poi invece si verifica una truffa, è finita, ok? E chiaramente questi intermediari finti, queste truffe partono sempre nell'ingolosirci. Ah, vuoi guadagnare l'1% al giorno? Il 2% vuoi guadagnare tanto e rischiare poco? E qua la gente ci casca. Se uno fosse un attimino preparato, lo sa che guadagnare senza rischio non è possibile. E quindi guarda, se me lo stai proponendo a me, perché non lo fai tu? Saresti già ricco alle Maldive, non dovresti essere qua a chiamarmi o mandarmi una mail. Quindi anche qua però chiaramente non è facile, no? Perché questi truffatori toccano le corde del nostro cervello, noi siamo programmati così. Ma quindi... dottor Zani, mi scusi se corro, ma il tempo è tiranno, ma cos'è la borsa? Cioè questa borsa, perché la borsa può essere piena, può essere vuota, può essere mezza piena, mezza vuota, sparire proprio la borsa, ma chi è che spiega queste le azioni? Io avevo un amico in banca che mi dice sempre: stai lontana dalle azioni, stai lontana, non sono cose per voi. Cosa vuol dire non sono cose per noi, dottor Zani, nel 2025? No, perché veramente bisogna aprire gli occhi e stare attenti. Già ne abbiamo pochi, se ci prendono anche quelli e poi ci volatilizzano, chi è che ci accoccolerà in futuro? Ma prego, dottor Zani. Sì, anche qua formazione è importante. Parlavamo prima delle scuole, dell'università. Allora, le scuole purtroppo fanno poco, fanno veramente poco, però oggi viviamo nel mondo dell'informazione, quindi anche i genitori, lei prima citava il genitore col figlio, che ecco benissimo, perché il genitore deve guidare nella formazione del figlio. Oggi ci sono tanti contenuti che spiegano queste cose, e quindi anche in questo caso cos'è la borsa? Le azioni, come non dobbiamo farle? Sono il motore dell'economia, sono una cosa fondamentale. Certo, sono pericolose, cioè bisogna saperle usare, quindi dobbiamo avere una guida che ci permette, un professionista che lavora per noi, che ci permette di affrontare nel modo sì, ma corretto. che non sia un avvoltoio però, dottor Zani, perché il problema è che poi si affidano a questi professionisti che diventano avvoltoi e tu ti fidi e poi succede quello che succede. Nadia, poi continuiamo. Nadia da Treviso. Pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dirti al signore che è in studio con te. Allora, mio marito ha fatto domande per demenza senile. 4 visite alla commissione Madonnina. Le ultime 2, perché la terza ho fatto l'aggravamento, mi hanno dato il 100% di invalidità senza accompagnatoria. Fatto ricorso, no ricorso legale, rifatto la visita il 18 settembre, confermata l'invalidità al 100% senza accompagnatoria. Ma come è possibile? Io sono invalida, operata da tumore l'anno scorso, ho l'invalidità all'80%. Devo accudirlo 24 ore su 24, dichiarato dalla dottoressa geriatra. Allora, queste commissioni mi sono domandata, ma come fanno in 10 minuti e con le carte, documenti, a valutare una persona? Bisogna vivere la giornata, perché ha tanti cambiamenti da un'ora all'altra. E io devo accudirlo. Allora, come faccio? Senza accompagnatoria, se chiamo fuori qualcuno devo pagarlo. Sì. E non posso lasciarlo solo. Devo andare a fare le commissioni, devo andare a fare le spese, devo andare a fare le visite, devo andare a fare le terapie.
Ma questa gente capisce qualcosa? No. E dopo mi vedo l'invalido, un 1.000.000 di euro percepiti in 50 anni, invalidità, cieco, e faceva la siepe, faceva giardinaggio. Sì. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te, Nadia, un grande abbraccio, anche tu se hai bisogno sai che non c'è problema. Allora, cosa dice il Presidente del Porto? In teoria dovrebbero intervenire gli assistenti sociali, perché comunque c'è la necessità, come ha detto la signora, di un'assistenza domiciliare, è prevista, dovrebbe essere erogata. Perché se questa persona ha bisogno di un'assistenza H24 non può essere la famiglia abbandonata a se stessa, perché ricordiamoci che la disabilità è, diciamo, personale, ma colpisce la famiglia, okay? È la famiglia con disabilità, è la famiglia che poi se ne prende cura e viene stravolta dalla disabilità. E dovrebbero, come in questo caso, dovrebbe esserci gli assistenti sociali che prevedono, si interfacciano con le unità locali sanitarie e erogano un servizio di assistenza domiciliare per questa persona, ma anche perché appunto non solo per il marito, ma anche per la signora, perché se la signora, mio padre abbia detto che ha anche lei delle problematiche, comunque con il tempo il caregiver è un lavoro usurante, non è ancora considerato un lavoro, ma è un lavoro usurante, e quindi con il tempo non ci sarà solo una persona all'interno del nucleo familiare che avrà bisogno di assistenza, ma sarà più di una. E allora cerchiamo di dare almeno un minimo di sostegno a queste persone, non possono essere abbandonate così. Ma non esiste, Presidente, io ho avuto una persona qui ospite che ha tentato 2 volte il suicidio, è seguita appunto dai centri mentali. Lei ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, nella realtà non ne ho neanche una. Se non fosse per il Banco Solidale e la Mirella che mi aiuta anche economicamente a superare certe difficoltà della mia vita, io non so cosa avrei fatto. Carta 9 persone, realtà neanche una. INPS che ha sbagliato un conteggio, al posto di 600 euro che doveva dargli gli sono arrivati 60 euro. Vai a fare il ricorso tu, tanto spendi soldi, questa non ha un centesimo, ho dovuto mettere l'avvocato. Io devo sempre appoggiare queste fragilità per tutelarle con un legale. Ma le sembra una cosa normale? Ma le sembra una cosa normale che un'invalidità al 100%, come dice Nadia, con lei che ha problemi anche lei molto gravi, non venga dato un centesimo e poi diamo l'assegno a persone che potrebbero benissimo farne a meno? Lei lo sa di cosa sto parlando, ma giustamente il medico di famiglia dice: lo devo fare perché la legge lo prevede, perciò quello che ha tanti soldi non c'entra perché a lui spetta l'assegno di accompagnamento. O sbaglio? Prego, sì, Presidente. Purtroppo è così, se si vuole avere qualcosa che comunque è un diritto avere, bisogna rivolgersi a un avvocato. Purtroppo è così, non c'è niente da fare. Noi abbiamo chiesto l'attivazione del progetto di vita, la legge 328 del 2000, quindi una legge di 25 anni fa, mai applicata. Abbiamo fatto richiesta di attivazione di questa legge al nostro comune nel 2022 e non si è ancora concluso l'iter, ma per farlo partire abbiamo dovuto rivolgerci al TAR. Arrivata la prima data della prima udienza il venerdì, il lunedì avevamo la lettera del comune che ci invitava al tavolo per parlare e per partire con questo progetto. Ma perché le famiglie devono sempre arrivare a questi punti? E non sempre ce la fanno, e secondo me questo le istituzioni lo sanno, ci giocano su questa cosa, perché non tutte le famiglie hanno non la disponibilità, vorrebbero farlo, però come si fa? Ci vuole il tempo e anche l'energia mentale per farlo. Cioè non è semplice, eh? No, assolutamente no, anche perché ti ritrovi veramente, ti danno delle risposte che ti creano uno stato mentale veramente difficile. Cioè tu arrivi a casa con una risposta
che ti viene data, che ti dà uno stato emotivo veramente pessimo, fai veramente fatica. Ma perché secondo lei, Presidente del Porto, chi di dovere, che sono gli amministratori che sono pagati da noi, non dimentichiamocelo, sono pagati quei soldi nostri, che veramente anche con i giornalisti quando li intervistano quasi sono seccati. No, tu dai delle risposte, ma chi se ne frega se sei su un marciapiede o dove ti trovo, tu mi devi rispondere, perché è questo il tuo ruolo, io devo sapere cosa fai e non sempre riescono questi giornalisti a entrare nelle stanze dei bottoni, ma siccome escono sempre con sti telefonini che poi non c'è mai nessuno dall'altra parte, questo glielo dico io, è solo finta per non essere disturbati, comincia a dare fastidio alle persone. Le persone si stanno ribellando, le persone vogliono capire, si stanno organizzando tra di loro col dopo di noi, come fate voi, con l'associazionismo. Il problema è che divide impera, ci hanno diviso anche là. Guardate qua il terzo settore, cosa dice la nuova normativa? 80 milioni del 5 per 1000 che vanno allo Stato invece di darli alle associazioni che voi avete donato. 80 milioni, queste la devono spiegare queste cose qua, perché cosa si potrebbe fare con gli 80 milioni se venissero distribuiti? Allora, dottor Zanni, milioni, adesso c'è l'oro che tira tanto oro, investe nell'oro, subito è arrivata la truffa dell'oro e non solo una. Cosa dice? Come ci si deve comportare? Cos'è l'investimento più sicuro secondo lei? Perché e soprattutto ascoltate bene il dottor Zanni perché sta parlando chiaramente. Ecco, prima di darli a questo truffatore cercate almeno di capire chi è, cosa fa e se fossero soldi suoi che ci faccia vedere dove che li ha investiti, dove ha firmato. Prego, dottor Zanni. Sì, assolutamente. Allora, Mirella, tu prima hai parlato anche di avvoltoi, no? Attenzione signori, noi arriviamo da 30 anni in cui ci sono stati solo avvoltoi nel mondo della finanza. In che senso? Nel senso che se noi oggi ci affidiamo da una parte a truffatori e lasciamo perdere, dall'altra parte a questi fantomatici che va bene una cosa, tutti parlano dell'oro, quanto è facile oggi andare a comprare oro, quando invece un professionista dovrebbe dirvi attenzione perché lo state comprando caro. E quindi perché l'oro oggi? Perché va di moda? No, anzi le cose si comprano a prezzi bassi tendenzialmente per vendere a prezzi più alti, così ci si guadagna. Se io compro una cosa a prezzo alto sperando che salga ancora di più, devo farmi il segno della croce. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni finanziarie e attenzione signori, perché noi 40 anni che siamo abituati ad andare in banca a farci consigliare, ma andiamo un po' nella tana del lupo, fatemelo dire. Perché? Perché questi consulenti finanziari operano in conflitto di interesse. Quindi capite che oggi, negli ultimi 40 anni, se noi andiamo in banca abbiamo il consulente bancario che è pagato sulla base degli strumenti che vi consiglia. E quello che vi chiedo è, ma quello che vi consiglia sarà a favore vostro o a favore suo ed è la banca che lo paga? Fermo dottor Zanni perché abbiamo Adriano da Campagna, se non mi cade la linea. Vai Adriano. Buongiorno a tutti. Allora, sono un cittadino che ha 71 anni, va bene? E purtroppo trovo vergognoso che ci sia il comune o la regione o la provincia che dovevano eliminare, non è stata eliminata. Io vorrei una cosa sinceramente, che venisse eliminata anche alla regione e vi spiego perché anche. Perché trovo vergognoso che appositamente abbiamo due enti da pagare che non servono a niente, soprattutto la regione. Perché? Vi spiego perché. Perché i problemi che ha la regione li ha anche il comune. Quindi in sostanza stiamo pagando delle persone che sinceramente vogliono anche il terzo mandato e vi domando qualche volta se abbiamo dei Putin anche qui in Italia, ok, che trovo molto vergognoso sinceramente quando la legge dice più di 2 mandati non puoi fare. Allora io ho un problema molto serio e questa è una bomba che sto buttando e voglio farvi capire soprattutto al dottore economico. Allora io ho una finanziaria, va bene? Non faccio il nome di questa finanziaria,
le dico che appositamente nel contratto c'è scritto che io posso saltare una rata quando ho bisogno, va bene? Allora ne ho saltate 2, signor dottore, va bene, rate, va bene? Mi sono trovato in difficoltà, ho avuto il matrimonio di mia figlia e le dico la verità, ho saltato la rata perché appositamente non avevo di cui da vestirmi, va bene? E quindi ho saltato la rata. Non le dico le telefonate che mi fanno, va bene, per 400 euro. Chiedo giustamente, quando la banca fa i suoi debiti li dobbiamo pagare noi. Noi quando facciamo i nostri debiti, chi è che ce li paga? Punto esclamativo. Non è vergognoso questo, prendere la gente per la gola e dopo parliamo, siamo moderni, siamo in Europa, siamo qui. No, a me sembra una cosa ultimamente che gli unici che sono in Europa, e vorrei dirlo anche al Presidente della Repubblica e anche alla signora Meloni, sono loro che sono in Europa. Perché noi qui in Europa vediamo solo qua in Italia che dobbiamo solo che stare zitti, pagare, ecco che la gente non va più a votare. Vanno a votare sì, persone che non ci ascoltano. Se ci sono problemi, io vedo che ho lottato molto in questa vita e ho dato molto agli altri per lottare, va bene? E ho avuto le mie soddisfazioni lottando. Non si può pretendere di avere una poltrona e non darsi da fare per la povera gente. La gente non mi chiede tanto, però avere la disposizione gli uffici adatti ad essere ascoltati. Ecco che io vedo che la regione sinceramente non serve a niente. Grazie Adriano, devo chiudere perché sennò non riesce a risponderti il dottor Zani. È importante che ti risponda per capire veramente questo malessere che cresce sempre di più, questo cittadino sempre con le spalle al muro. Ma se ho bisogno, dove vado? Questo è il problema. E cosa devo restituire? Se mi dai 10 devo restituire 1000? Prego. Sì, allora anche qua è un tema molto complesso, è un tema molto difficile. Io capisco il signore in questa situazione, più che altro lo capisco perché da un lato capisco anche la banca, per carità, perché non è la banca che deve tra virgolette essere lei, no? Ad assisterci magari in alcuni momenti della nostra vita. Magari sì, perché quando se parliamo di 400 euro e poi veniamo a sapere nelle grandi crisi bancarie che si sono prestati soldi, anche qua, e ritorno al tema di prima, in conflitto di interessi a determinate banche, fondazioni, aziende, quindi è la banca che finanzia delle aziende per amicizie varie o cose del genere, e poi non rientrano magari questi crediti da non 400 euro ma milioni di euro che fanno andare in difficoltà l'azienda, sulla quale poi vanno pure in crisi i risparmiatori. È questo forse il problema, quindi non è il problema che chiamano il signore se ha avuto delle difficoltà, perché questo è anche sinonimo che la banca ok c'è e se tutti iniziano a non pagare ritorniamo in crisi. Ma scusi dottor Zanni, no, perché lei ha detto una cosa veramente grave, poi vorrei sentire anche dal Porto. Ha detto che nelle banche c'è il conflitto di interesse, ma questa è una cosa gravissima. Io ho ricevuto una telefonata, mi sembra l'anno scorso, di un signore che doveva comprare i bot e nel momento che doveva acquistarli gli hanno detto di firmare, però non gli hanno detto l'interesse che gli davano. Come ha detto? Io devo firmare e voi mi dite che al momento non potete dirmi il tasso di interesse che mi date. Ma cos'è questa storia? Mi ha chiamato e mi sono informata, è vero? Tu intanto acquisti e poi ti dirò che interesse hai. Ma dottor Zanni, ma è che forse pensano che siamo proprio tutti dei fuori di testa, dei scemi che non capiscono niente, o c'è qualcuno che ha superato l'asticella, tanto cosa possono fare, dove vanno, chi li segue? Capisce che ha ragione lei, invece di andare dall'avvocato dobbiamo andare a informarci da chi di dovere, da chi tratta queste cose, che ha conoscenza, ma non conosciamo. Se io non la invito, mi scusi dottor Zanni, non è che il dottor Dal Porto, presidente, magari sappia che lei c'è, magari prendere anche un consiglio, perché non c'è comunicazione, non c'è informazione corretta, siamo pilotati nel vero senso della parola. Prego dottor Zanni. Guarda, oggi Mirella qualcosa di importante sta succedendo in Italia e in realtà da qualche anno, grazie a una regolamentazione europea, perché se aspettiamo l'Italia siamo sempre in ritardo, ma grazie a una regolamentazione europea verso la trasparenza degli investimenti, dei risparmi e quindi una trasparenza bancaria verso i clienti,
adesso anche dal 2019 c'è la figura del consulente finanziario indipendente anche in Italia, cioè questo soggetto per legge non può ricevere soldi da banche, poste, assicurazioni e intermediari finanziari, perché è solo così che viene eliminato questo conflitto di interesse. Quindi oggi il risparmiatore chiaramente è una figura Dottor nuova. Zanni, fermo. Sì? Lei lo sapeva dal porto di questa figura? No. Ecco, io neanche, non so poi a casa se qualcuno la sa, chi ce l'ha detto? Nessuno. Prego, dottor Zanni. Ecco, non l'ha detto, bravissima Mirella, non l'ha detto nessuno, noi cerchiamo di farlo con oltre 4.000 video sul nostro canale attraverso i social, insomma, e attraverso anche questa trasmissione, quindi grazie Mirella chiaramente per l'invito, perché è solo in questo modo noi stiamo cercando di comunicarlo a tutta l'Italia, e il nostro obiettivo, quella della nostra società, della Invest SCF, che è la più grande oggi società di consulenza finanziaria indipendente in Italia, cerchiamo proprio, la nostra mission è quella di cambiare il mondo della consulenza finanziaria in Italia, rendendola appunto indipendente. Però perché... vede, dottor Zanni, c'è un problema, io veramente vorrei che qualcuno spiegasse. Questa popolazione ormai è fatta quasi, diciamo, una buona percentuale da diversamente giovani, che non sanno neppure usare il cellulare. All'improvviso un certo giorno qualcuno si è svegliato e gli ha detto: adesso prendi la carta di credito e lavora con la carta di credito. Ma si rende conto di cosa stiamo parlando? Non abbiamo ancora la banda larga. Io mi collego con Boston, mi collego col Montello e non riesco a collegarmi col Montello, cade la connessione. Capisce che ci stanno prendendo in giro, dottor Zanni? Ma letteralmente, io dico sempre, svegliatevi, perché siamo in Veneto, diciamo in Baucai. Ecco, avevo un editore che ha girato filosoficamente attorno a questo nome, ha detto io non so dal porto, ma in Baucai vuol dire che te dormi, che non ti si sveglia bene quella mattina. Capisce che lei dice noi ci siamo, ma queste persone non riescono ad arrivare da lei perché non sanno come funziona. Loro hanno sto numero del cellulare e basta, non tutti, perché per carità non voglio mica dire che nessuno sa, ma la grande maggioranza, ma così è la politica, ma lo sa che quando gli invito hanno 5 o 6 persone che li collegano perché non riescono neanche a collegarsi da soli, non sanno neppure adoperare questa nuova tecnologia e vogliono farci la predica, è la morale, ma stiamo scherzando? Prego, dottor Zanni. Questo sì è un problema di transazione digitale, no? Del nostro paese, dove l'Italia anche in questo senso è indietro. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di farci conoscere e far conoscere queste cose, perché per noi sono veramente importanti, soprattutto per il risparmiatore finale, in qualsiasi modo. Quindi io parlo dei social, ma pensate che abbiamo una rete di consulenti finanziari, ormai siamo quasi un centinaio su tutto il territorio italiano. Chiaramente, Mirella, se mi chiedi, riuscite a coprire tutto il territorio italiano con 100 consulenti? Ancora no, ma sono fiducioso che presto ci arriveremo. E fa parte anche questo, no? Anche la consulenza indipendente, tanti non la conoscono, è un processo che secondo me tra 5 anni, tra 10 anni, quello dipende anche da noi e quanto saremo bravi a comunicare questa cosa, un investitore dirà, per quando parlerà con un altro investitore dirà: ma tu da che? No, sono andato in banca. Come vai in banca? Vai ancora in banca per gli investimenti? Ma non hai capito che quelli hanno un interesse sui tuoi soldi? Ma vai da un professionista, come esiste l'avvocato, il commercialista. Ecco, oggi in Italia esiste il professionista dei soldi, che se ti parla di bot, se ti parla di investimenti, se ti parla di azioni, non ti dice non ti dico il tasso, no, lascia perdere. No, affrontiamo il tema, pianifichiamo sulla base dei tuoi obiettivi, cerchiamo di capire il tuo contesto familiare, reddituale, e andiamo a fare un piano di risparmio che ti permetterà di non ritrovarti in determinate situazioni o comunque di raggiungere i tuoi obiettivi di vita, perché i soldi, ricordiamoci, sono sempre un mezzo e non un fine. Ok? Questo per me è importante e questa è la nostra mission. Io la ringrazio veramente, dottor Zanni, la metterò anche in contatto con la nostra
ad ente commerciale, perché io penso che state facendo un lavoro importante che deve essere conosciuto, perciò vi invito anche a sentire, a cercare anche di unire le forze per capire come divulgare, perché io sono terrorizzata, ma glielo dico sinceramente, dottor Zanni, da queste fragilità che tutti i giorni, a tutte le ore, sono in mano a questi avvoltoi. Arrivano nelle case o coi telefoni o con questi mezzi, suonano il campanello, ti entrano in casa, nessuno ferma. Noi veramente, ecco, le invito anche a sentire, perché è un tema molto delicato ma molto importante, perché dobbiamo salvare queste persone da queste truffe che ormai sono diventate insostenibili. Prego Dal Porto, come ci salutiamo? Cosa vuole dire? La politica che sta ascoltando, adesso sono le poltrone, adesso tutti là che fanno tutto, adesso sono che promettono tutti in fermento, promettono tutto, ma mi sembra che uno dei temi trattati pochissimo sia il tema della disabilità. Al massimo si sente parlare dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma di disabilità, di adeguare, uniformare anche quello che è il servizio all'interno della regione, nessuno ne sta parlando, nessuno si sta prendendo cura di questo aspetto. In regione c'è molta diversità tra un'area locale e l'altra, ma anche all'interno della stessa unità, da distretto a distretto c'è differenza. Servirebbe pianificare e unificare, mettere almeno una base di servizio minimo uguale per tutti, perché cosa succede? Nelle ASL ognuno fa il suo bando per l'integrazione scolastica, ad esempio, che può essere migliore o peggiore di quello di fianco. Poi cosa succede? Che la famiglia chiede alla cooperativa, perché comunque il servizio sta passando tutto un po' alla volta dalla ASL alle cooperative. Tu chiedi alle cooperative: ma mi eroghi questo servizio? La cooperativa ti dice che nel capitolato operativo non è previsto, e quindi ci si ritrova magari con questo bando della durata di 5-6 anni dove non è previsto magari un servizio essenziale. Quello che chiediamo, quello che mi piacerebbe è che tutti indistintamente si prendessero un impegno formale verso le persone con disabilità, ma ripeto, non solo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che serve fare questa cosa, però una persona che non può uscire perché non riesce, perché non ha l'assistenza, non ha l'ausilio, sì, ok, abbiamo tolto la barriera architettonica, ma se sono rinchiuso dentro casa cosa faccio? Quindi a me piacerebbe che la politica tutta si prendesse a cuore questa cosa, la disabilità, perché comunque è una questione morale, non è una questione politica, è una questione di civiltà. Bene, Dal Porto, io ho avuto ospite il presidente di tutti i dirigenti scolastici italiani, e lui ha detto una cosa molto chiara, quella che ha detto lei: non abbiamo gli insegnanti di sostegno preparati professionalmente, non li abbiamo, l'ha detto lui qui davanti alle telecamere. Allora lei capisce, se continua la politica a non ascoltare i bisogni del paese. Vediamo i fondi del PNRR che erano destinati al terzo settore, andiamo a vedere dove sono andati a finire questi fondi del PNR, tutte da un'altra parte. Cemento, montagne di cemento che non servono a niente, l'ho detto anche ieri, abbiamo 6 milioni di poveri, parliamo di terza corsia, quarta corsia, pista da bob, ponte di Messina, tutte cose che a popolo italiano non serve. Abbiamo un paese che sta crollando, fragilissimo, non si investe. Allora sentiamo come ci saluta veramente il dottor Danilo Zanni, con quale messaggio, prego. Io vi ringrazio per l'invito e per avermi permesso di essere qua oggi. Io voglio farvi un regalo oggi. Se andate sul nostro sito, Mirella perdonami se parlo di sito online, ma insomma questo è il canale, è il mezzo. Se andate sul nostro sito, noi vi regaleremo una analisi gratuita del vostro portafoglio. Riceverete un report di decine di pagine dove inizierete a capire quei concetti che tanto vi saranno utili, e farete una bella chiacchierata con uno dei nostri consulenti finanziari iscritti all'albo e indipendenti. Così almeno iniziate a toccare con mano, questo è gratis, ve la regaliamo noi,
però almeno se avete dei dubbi, delle domande, se in questa trasmissione sono riuscito a passare dei concetti che vi hanno trasmesso curiosità, ecco, potete contattarci, noi ci mettiamo subito al lavoro per voi, per qualsiasi necessità che avete. Fermo Torzani che scrivono il sito, poveretti, aspetti, porti pazienza, ma qua funziona così, abbiamo dei tempi un po' lenti, ma io sono felicissima. Dia il nome del sito che loro scrivono. Il sito è www.ioinvesto.net. Ecco, abbiamo sentito, avrete una consulenza gratuita, mi sembra una bellissima cosa, visto la preparazione e proprio l'etica del dottor Zani, che ringrazio di essere qui, spero di averla anche ospite in presenza in futuro, perché penso che di queste cose purtroppo dovremmo parlarne a lungo. Come ci saluta, Presidente del Porto? Ma vi saluto con la speranza che le famiglie con disabilità non debbano sempre lottare per vedere i diritti dei loro cari rispettati. Questo è un augurio e una speranza. Le famiglie con disabilità stanno cambiando rispetto al passato, fortunatamente. La disabilità non è più una cosa da tenere nascosta e la cultura delle famiglie con disabilità sta cambiando e sono sempre meno disposte a tacere e a stare nell'ombra. La disabilità purtroppo sta aumentando perché la medicina è migliorata, ha fatto dei passi in avanti e molte persone, molti bambini vengono salvati. Il nostro figlio, se fosse nato 5 anni prima, probabilmente non sarebbe sopravvissuto. Salutiamo anche Ettore, sì, che non ci dimentichiamo, e anche la mamma. No, però poi stasera vai sul telefonino, magari o domani dovete vederla. E quindi questa cosa sta cambiando, la disabilità sta aumentando, è giustissimo pensare al dopo di noi, ma anche con investimento sicuro, sì, magari, esatto, che si troveranno questi ragazzi. Ma bisogna soprattutto pensare al durante noi, dobbiamo dare un durante che sia degno. Presidente del Porto, se avessi di fronte il futuro Presidente della Regione, che non sappiamo ancora chi è perché abbiamo diversi candidati, cosa chiederebbe? Oddio, non è che possiamo sempre andare a Roma, visto che una gran parte della sanità ce l'abbiamo qua in Regione. Allora, io chiederei veramente un impegno e una presa a cuore nel rispetto delle persone con disabilità. Noi abbiamo visto con Effetto E, ma anche con altre associazioni, che le persone, i ragazzi con disabilità, se portati, se gestiti, se gli vengono insegnate alcune cose, acquisiscono delle abilità, acquisiscono delle competenze e diventano autonomi. Quindi sarà una persona che nel futuro peserà meno sulle casse comunali, regionali e statali, ma bisogna dare questa possibilità, bisogna investire. Visto che abbiamo parlato di investimento. Esatto, è un investimento sul futuro, perché un'autonomia acquisita è un'autonomia che peserà meno sulle casse dello Stato e questa persona avrà una vita anche sociale migliore, quindi anche la parte non neurologica ma la parte comportamentale sarà migliore. Noi abbiamo visto dei ragazzi che erano veramente difficili da gestire, che un po' alla volta portati a modo, quindi con la logopedia, con le neuropsichiatre, con le persone giuste, adesso vanno a fare anche la spesa da soli. Quando prima non riuscivano neanche a stare in mezzo alle persone, neanche uscivano di casa. Ma no, non si poteva. Però questa è una cosa veramente spettacolare, perché vedere questi ragazzi fare questi cambiamenti è bellissimo, è veramente bellissimo. È un punto di partenza ma anche un gran punto di arrivo, questo. Grazie a Riccardo Dal Porto di questa associazione molto importante che si occupa di disabilità, di scuola, di cultura anche per i diversamente agili, come li chiamo io, perché sono persone meravigliose. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Prego. Buongiorno. Allora, siamo qui a preannunciare un importante appuntamento culturale che avremo mercoledì della settimana prossima, mercoledì 22,
centrato sulla figura del Papa Beato Benedetto XI, un Papa trevigiano morto molto tempo fa, morto nel 1304, è stato pontefice, sommo pontefice per un breve periodo, soltanto per 8 mesi, ma ebbe una notorietà così vasta che le sue immagini iniziarono a diffondersi in Italia, in tutta Europa e successivamente alla scoperta del Nuovo Mondo anche in America o in altri continenti, e quindi un Papa molto noto, quasi sconosciuto ai trevigiani. Ivano Sartor, storico, questa mattina a Sveglia Veneti, grazie, presenteremo anche questo libro inedito perché verrà presentato mercoledì. Saluto anche Maurizio Alberton, già presidente Farcela per persone autistiche. Buongiorno Alberton, buongiorno, vicino a lei chi c'è? Allora, buongiorno, intanto io non sono più il presidente di Farcela. Infatti ho detto già presidente. Sì, già, esatto, bravissima. La presidente attuale Emanuela Guadagnin si scusa per l'impossibilità di essere presente, è stato un po', diciamo, fatto in velocità questa cosa. Io attualmente comunque sono, diciamo, faccio parte dell'organo dirigente del direttivo e qui a fianco a me c'è la Sandra Tonin che sempre fa parte del nostro direttivo. E volevo appunto anche coinvolgere. Grazie. Allora poi sentiremo anche le vostre riflessioni, cosa ci racconterete, ecco quanto importante è farcela, bisogna vedere con chi e se riusciremo a farcela, perché con gli esempi che abbiamo, certo che farcela diventa un bel problema, superare quell'asticella che si alza sempre di più con la burocrazia, col poco ascolto, con tutte le disgrazie del mondo. Allora, Ivano Sartor, la storia è storia, i papi, una volta i papi erano potentissimi, ecco, erano una figura veramente che poteva indicare un percorso o deviare il percorso. Adesso mi sembra che questa figura comincia, nonostante le parole veramente meravigliose che anche una nuova Chiesa sta cercando di far capire, che bisogna iniziare a parlare di povertà e non di ricchezza, di avere una Chiesa povera, e questo è anche il messaggio della storia degli ultimi papi, non dei primi. I primi erano veramente mogli di tutto e di più e poi alla fine ci ritroviamo che dobbiamo parlare di una Chiesa povera. Prego. Sì, allora Benedetto XI, il Papa trevigiano d'inizio 300 ma vissuto prevalentemente nel 200, era una figura molto simile al concetto di papato che vogliamo avere adesso con Papa Francesco e Papa Leone. Era ritenuto un sapiente, un dotto, era un domenicano, però umile e uomo di pace soprattutto, è stato definito uomo di pace. Prima di lui c'è stato un pontefice potentissimo che era Bonifacio VIII, al centro di vicende politiche europee importanti, ma era un motivo di conflitto, soprattutto il conflitto con la Francia. Poi viene lui ed ha questo volto mansueto, mediatore, un uomo che cercava la pace, che ha cercato di risolvere dei conflitti dinastici anche in Ungheria, dove andò personalmente da cardinale, eccetera. Ed è soprattutto un umile e da frate di un ordine mendicante qual è l'ordine domenicano. Ecco, amava la povertà, tanto è vero che c'è il famoso episodio che probabilmente i più anziani hanno sentito raccontare, un po' inventato, un po' leggendario, ma quando ricusa la madre, appena eletto pontefice, arriva da Treviso sua madre, che era una lavandaia, dicono le cronache, e la vestono come una nobildonna romana. E lui non la riconosce, dice no, questa non è mia madre è una povera donna del popolo, eccetera. Il giorno dopo, vestita con i suoi normali indumenti, ecco, la riconosce. Tra l'altro a San Nicolò, nelle porte dell'organo, ecco, c'è questa scena, anzi duplice scena, aperta e chiusa, insomma, quando
ricusa la madre e quando dopo la riconosce. È un bellissimo brano. Ecco, il libro che noi presentiamo è un libro di immagini, cioè iconografia di Benedetto XI. È stato curato dal professor Vaglia, che era il primario di malattie infettive di Treviso, adesso in pensione, è un bresciano, che ha promosso diversi convegni su Benedetto XI quando era ancora primario a Treviso, e da me. In quasi 30 anni di ricerche abbiamo almeno quadruplicato le immagini di Benedetto XI sparse nel mondo, pensate, perfino un francobollo in Gambia, cioè, ecco, che non si conoscevano, che adesso vengono pubblicate. Per questo invito chiunque possa e voglia partecipare mercoledì prossimo alle ore 18 nel salone del seminario vescovile di Treviso. Che anche il seminario è da visitare, perché è una cosa veramente incredibile. Noi abbiamo fuori della porta delle cose meravigliose, ma nessuno. Ci sono i primi ritratti anche di Benedetto XI, quelli di Tommaso da Modena nella sala del capitolo. Allora sentiamo anche Maurizio Alberton, Farcela, questo nome molto importante, poi sentiremo anche vicino a lui questa donna che ha cercato, anche lei sta cercando di mettere la famosa goccia nell'oceano per superare le difficoltà della vita. Allora iniziamo con Maurizio Alberton, prego. Allora, noi siamo nella nostra casa, la casa dell'associazione a Castelfranco Veneto, dove mi riallaccio un po' ai discorsi che sono stati fatti prima. Qui abbiamo attivato un progetto PNRR per persone con disabilità, per migliorare l'autonomia di queste persone. Oltre al progetto PNR c'è un progetto dell'associazione Farcela, che è un progetto che si chiama Crisalide, dove dei ragazzi fanno ulteriori esperienze di mezze giornate, o in questo momento hanno iniziato a fare anche dei weekend dove o seguiti da operatori, da educatori specializzati, da persone competenti, possono aumentare in maniera esponenziale le loro capacità di autonomia. Questo per arrivare a un certo punto ad avere una vita il più possibile, non di peso per gli altri, come si diceva anche prima. La Sandra, che è qui vicino a me, lei ha sempre seguito questa cosa ed è attualmente la persona che segue, che è responsabile, referente di un po' questi progetti. Quindi, se mi consenti, lascio la parola alla Sandra, che vi spiega velocemente, chiaramente, cosa si fa all'interno di questa abitazione che è in centro a Castelfranco, quindi in zona ottima anche per spostamenti, per tutto quello che potrebbe riguardare l'autonomia. Ecco, ma Sandra, forse mi piace, Maurizio, e lo dico anche a questa persona, a questa donna che sta cercando di mettere anche lei questa goccia. Non è che forse la parola più semplice è quotidianità? Cosa si fa in queste case? La quotidianità che tutti facciamo e che magari diversamente agili, magari non pensavano di farcela a fare questa quotidianità, e invece lo dimostrano i fatti recenti. Prego Sandra. Sì, proprio ho detto le parole giuste, signora Mirella. Voce troppo basso. Hanno parlato proprio giusto, cioè nel senso che in questa casa, bellissima casa che abbiamo... Non si capisce niente, non si capisce niente. Dovete spostare i microfoni perché sennò io non sento niente. Prego. Mi sentite adesso? Anche adesso è basso, basso, basso. Allora, intanto che mettiamo a posto il collegamento, sentiamo Sartor, la storia... No, prego, parli, continuiamo a parlare invece di questi papi, di questi eventi formidabili. Io ho invitato parecchie persone, spero che ne vengano, nel salone Longhin del seminario mercoledì prossimo, perché era prevista la partecipazione di una figura straordinaria, il cardinale domenicano Dominik Duka, arcivescovo emerito ed ex primate di Praga e della Chiesa della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Ceca.
Purtroppo il cardinale ha avuto un intervento chirurgico imprevisto e grave, così mi hanno scritto, per cui è tuttora ricoverato in ospedale, ma leggeremo comunque il testo che lui ha preparato. Il cardinale Duca è conosciuto in tutto il mondo perché ha una storia di sofferenza personale. Da prete era costretto, dopo essere stato incarcerato in Cecoslovacchia, è stato costretto ad andare a fare il lavavetri, ecco, non poteva celebrare funzioni religiose ed ha passato 15 mesi in carcere nella stessa stanza del famoso letterato e poeta Václav Havel, era nella stessa cella, erano assieme. Questo Havel poi è diventato, oltre a essere conosciuto da tantissimi lettori, anche nostri, italiani, è diventato presidente della Repubblica Ceca. Ecco. E quindi è un cardinale importante ormai, anziano, però purtroppo non potrà essere presente, ma sarà ugualmente presente con la lettura del suo testo molto interessante che è stato inserito nel volume su Benedetto Eccolo qua il volume, che così vedete anche il volume, il volume che ha portato Ivano Sartor, che è molto importante, il volto del Beato Benedetto XI, Papa Domenicano. Ecco, ovviamente ci sarà la presenza del nostro vescovo di Treviso, insomma, Monsignor Michele Tomasi, e poi ci sarà Don Stefano Chioato, Monsignor Chioato, che modererà l'incontro, e gli interventi dei due curatori che appunto sono il professor Vaglia e il sottoscritto. Cos'è la storia, Ivano Sartor, questa storia che forse anche i nostri ragazzi dovrebbero conoscere di più, essere intrigati di più con queste storie, perché è molto importante la storia vuol dire le tue radici, da dove parti, certo. Prego. La storia è la nostra identità, no? Si parla tanto dell'identità, delle radici appunto, ma se poi non le conosciamo queste radici, ecco, parliamo a vanvera, ecco. Allora bisogna conoscerla. Bisogna saperla anche divulgare. Qua gli storici hanno a volte una grande colpa di non presentarla in modo accessibile, mentre si deve sapere che influisce su di noi il nostro passato. Noi possiamo cambiarlo, possiamo cambiare il presente, possiamo sviluppare il futuro al meglio, però non possiamo ignorare il passato che ci condiziona. Importante è conoscere questo passato e da parte degli storici c'è il dovere di continuare a studiare, perché per esempio anche su questa vicenda della ricerca di Benedetto XI parliamo di 7 secoli fa. Ecco, molte cose non si conoscevano e in 2 volumi stampati di 2 convegni tenuti, uno qui a Zero Branco e all'inizio del 2000 e uno a Brescia, sempre sul Papa Trevigiano, ecco, si sono portate alla luce molte cose che esistevano negli archivi, nei manoscritti, eccetera, ma che non erano state correttamente studiate o ampiamente studiate in passato. Ecco, quindi gli storici devono continuare ad approfondire, superare le cose così un po' per detto, un po' tradizionali, eccetera, e i nostri conterranei devono poi leggere, devono poi informarsi, portare, se ne sono anche in grado, se ne hanno le competenze, ulteriori informazioni, ulteriori notizie. Sentiamo se c'è il collegamento con gli altri ospiti, vediamo, ecco qua. Allora vediamo se riusciamo a sentire adesso, prego. Ecco, io sono Sandra, la mamma di una ragazza con autismo che frequenta la casa, e prima vi raccontavo della casa, che è una bellissima casa ristrutturata, dove ci sono delle persone adulte che vengono qui ogni giorno a fare la quotidianità, come ha detto lei prima. Cosa significa? Che arrivano con la loro valigia, vanno a fare la spesa, si fanno i letti, fanno le pulizie, si preparano da mangiare, condividono lo spazio insieme e piano piano si abituano a una vita autonoma.
Autonoma cosa significa? Non solo quella abitativa, ma autonoma anche fuori di casa, perché alcuni di loro vanno a lavorare, alcuni sono inseriti in centri diurni CLG, altri in cooperative, altri hanno proprio già un contratto di lavoro oppure fanno del tirocinio lavorativo. E questi ragazzi vanno in autonomia con gli autobus o con altri mezzi della nostra associazione e poi ritornano, finito il lavoro, ritornano qui, si ritrovano e condividono lo spazio insieme. Sandra, cosa vuol dire per una mamma avere la possibilità di sapere che ci sarà il dopo di noi, con questa quotidianità, con questo lavoro che dà dignità alle persone? Ma forse, cara Sandra, siamo stati noi i primi colpevoli che abbiamo sempre etichettato queste persone invece di chiamarle per nome e cognome, dando loro la possibilità di integrarsi. Io ho avuto un genitore con il figlio proprio ospite, dove questo ragazzo ha il diploma alberghiero e non riesce a trovare lavoro perché non si fidano, hanno paura della diversità, invece di capire che la felicità può essere un'aggiunta a quella che è la quotidianità che tu magari anche in sofferenza non riesci a portare a termine perché manca personale, mancano camerieri, ma queste persone non vengono assunte. Ho avuto una editrice, Sartor, che sta scrivendo un libro che presenterò, dove dice lei soffre appunto di una malattia e lei dice sì, certo, ho lavoro, però non riesco a fare strada, non mi lasciano. Io so che potrei arrivare più avanti, potrei anche migliorare, ma non me lo lasciano fare. Sandra, ecco, cosa dire a queste persone veramente che stanno cercando di vivere la quotidianità che viviamo tutti, anche con la cultura, col lavoro, con l'esperienza? Perché non ci si fida di queste persone? Proprio non ci siamo culturalmente, Sandra, No, mi sentite? Sì. Ecco, mi viene da dire che purtroppo viviamo in un circolo vizioso. In che senso? Che purtroppo c'è un retaggio del nostro vissuto che etichettiamo la persona disabile come una persona fragile che non è in grado di adempiere a certe mansioni, che possono essere sia quelle di quotidianità, in casa, fuori, ma anche lavorative. Purtroppo c'è ancora questa mentalità un po', mi permetta di dire, retrograda, che non permette alla persona con disabilità di farsi strada, di uscire e di emergere nel mondo. Perché dobbiamo smetterla di dire che sono persone con disabilità, ma sono persone che hanno delle competenze. Però Sandra, non è che anche, non tutti per carità, certi genitori fanno fatica ad accettare ancora adesso questa diversità, ecco, questo muoversi in maniera diversa, questi tempi un po' più lenti, questa vergogna anche di parlare di questa realtà che vive con loro, che è il loro figlio. Io mi ricordo quando ho portato via fare una bellissima gita a Venezia, dove ho portato 250, 2 motonavi, ne ho portato via, a fare un viaggio veramente bellissimo. Non era una gita, era un viaggio culturale, siamo stati ai musei civici, siamo stati alla Fenice e ho visto la meraviglia della cultura di questi ragazzi che guardavano la bellezza, ecco, la bellezza, l'arte, riescono a capirla, non servono tante cose. Eppure si fa fatica a portarli fuori, l'assicurazione, ti mettono davanti 1000 storie, invece qualcuno che non vuole muoversi, non vuole, perché diventa impegnativo, allora si sta meglio dove si sta e così abbiamo risolto il problema. Non è che anche certi genitori devono darsi una sveglia, perché da soli non ce la faranno uscire. Hanno bisogno di essere accompagnati, il primo anello è la famiglia, ma se la famiglia non mi porta o mi rende partecipe con altre associazioni di stare assieme, non andiamo da nessuna parte. Anche qua bisogna cambiare, Sandra. Sì, mi sentite? Sì. Sono d'accordo pienamente. Allora, in primis deve essere la famiglia che si attiva e accetta la disabilità e in qual modo, in base
le proprie capacità anche economiche, si attivi per far emergere il proprio figlio o figlia. Ma poi bisogna purtroppo mettersi nelle condizioni che non è sempre così facile, perché ti trovi di fronte a a delle barriere, non barriere architettoniche, ma barriere proprio culturali che ti frenano psicologicamente, diciamo, perché vieni sempre visto il tuo figlio con delle problematiche, ma non come una risorsa. Sentiamo anche lo storico invece Ivano Sartori, cos'era una disabilità una volta? Come vivevano queste persone? Ecco, abbiamo sentito invece anche questo cardinale, dalla sofferenza, ecco, può nascere un illuminato, bisogna fare dei percorsi importanti. Ecco, cos'era una volta il diversamente agile, come li chiamo io, perché disabile non mi piace proprio chiamarli, e condivide la frase della ministra Roccella che ha detto che Auschwitz era una gita, dove Liliana Segre si è molto arrabbiata, ha detto è un viaggio di studio molto importante, i ragazzi lo hanno capito. Come fa una ministra a fare certe dichiarazioni? Prego Sartori. Ritornando alla prima parte della sua domanda, un po' tutti noi, quelli che hanno una certa età, abbiamo conosciuto vicini di casa, gente del nostro paese, eccetera, che avevano queste situazioni, e diversamente da oggi era generalizzato l'atteggiamento della famiglia che provava vergogna. Li nascondevano, li tenevano a casa, non frequentavano neanche le scuole. Ecco, questi bambini che avrebbero potuto crescere in modo diverso se accompagnati, se inseriti nella comunità. Nel passato c'era questa mentalità che ancora sopravvive in parte, e anche a prescindere dall'età, non parliamo solo dei minori, abbiamo visto degli episodi di cronaca proprio in questi giorni qui nel Veneto, no? Dei due fratelli che si suicidano nel Sile con la mamma morta in macchina, è il caso dei tre fratelli a Verona, eccetera. Sono casi di sofferenze personali, sofferenze che hanno coinvolto praticamente i nuclei familiari. Allora, in questi casi è fondamentale, io credo, anche il ruolo che hanno le istituzioni pubbliche che conoscono queste situazioni di disagio, in modo da affrontare questi casi con competenza, non episodicamente, magari una volta all'anno l'ufficio, l'assistente sociale esce e va a vedere, eccetera, ma affrontarli con capacità professionali e quotidianamente, vorrei dire, costantemente. Perché sono fragilità. Ecco, il caso di cui parla la signora è un caso diverso, no? Perché in questo mi pare che siano in gran parte minori o giovani comunque, no? E che le famiglie, e che sono seguiti dalle famiglie. Ecco, però diciamo qui soprattutto l'ente locale deve avere un ruolo importante, deve avere anche i mezzi. Non si può sempre tagliare nel sociale, no? Adesso vedremo anche la prossima finanziaria se continuano a tagliare nel sociale, probabilmente sì. Ma se il governo il 5 per 1000 si tiene 80 milioni, Sartori invece di darlo alle associazioni per aiutare, capite bene che è anche da rivedere il 5 per 1000. Bisogna agire sul doppio binario, insomma, l'impegno delle famiglie è personale, ma l'impegno anche delle istituzioni, da quelle sanitarie a quelle sociali e a quelle degli enti locali. Andiamo a vedere anche il video teatro, poi lo commentiamo con Maurizio Albertoni, andiamo a vedere.
Allora, grazie per questo video Maurizio, veramente grazie, che fa capire l'importanza, qui vediamo anche le foto del basket, l'importanza della quotidianità nello sport, nella vita di tutti i giorni. Prego Maurizio. Quotidianità è anche allenarsi, andare in palestra, fare... Veloce perché sono in chiusura Maurizio. Sì, ok, buono, eccomi, ci sono? Sì, prego. Ecco, allora volevo intanto ringraziare per aver mandato queste immagini. Eventualmente la quotidianità è anche fare le attività di tutti i giorni, andare al bar, andare in palestra, andare a fare un giro in bicicletta, cioè questo si intende per quotidianità. Questa è un'immagine ad esempio della nostra casa, che adesso viene usata in maniera importante, praticamente 7 giorni su 7 con questo turnover di ragazzi, e domani noi facciamo un'inaugurazione con le autorità per questa abitazione ragazzi del teatro che sono impegnati in queste attività di autonomia, e altri ragazzi del basket lo stesso, quindi gite. Diciamo che la nostra associazione si occupa praticamente a 360 gradi della quotidianità di queste persone, perché alla fine sono delle persone. Mi riallaccio al discorso velocemente prima che diceva di quel disagio sociale, servizi sociali eccetera. È importante anche il territorio che sia coinvolto in queste cose, perché altrimenti difficilmente si riusciranno a gestire queste cose. C'è bisogno anche del territorio. Noi ad esempio qui cerchiamo anche di confrontarci col territorio, con i vicini di casa, con il quartiere eccetera, per riuscire poi a avere anche questo controllo, a parte il controllo anche dei rapporti di amicizia, di scambio di idee, di scambio di cose con il territorio, perché è fondamentale anche questo. Sì, ma il territorio è fatto anche da associazioni, tu sai Maurizio Albertoni quanto io ho cercato di mettere assieme le associazioni, perché sono la risposta in mancanza di altro che possono dare subito a queste persone fragili. Il problema è che non andiamo d'accordo neanche tra di noi, abbiamo sempre i re, la regina, i principini, le cortigiane, non manca tutto anche nel mondo del volontariato, e perciò capite bene che poi le fragilità le troviamo sul fondo al Sile. Allora grazie Maurizio Albertoni. Sartor, come ci saluta, con quale messaggio? Siamo in chiusura. Il messaggio è quello di venite mercoledì alle 18 in seminario vescovile, l'incontro è aperto a tutti, vedrete che sarà interessante, anche perché conoscerete delle belle immagini, della bella arte. Pensi che si conoscevano una trentina di immagini. Vediamo anche la foto, grazie, e poi chiudiamo. Sì, una trentina di immagini, ora ne abbiamo trovato, ripeto, in tutto il mondo. Ecco, abbiamo trovato circa 200 immagini del Beato Benedetto XI, Papa domenicano e trevigiano. Grazie Ivano Sartor, grazie a Maurizio Albertoni e anche a Sandra che è rimasta con noi anche per far capire la quotidianità del mondo diversamente agile. Speriamo di farcela, e andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo sempre in via Castello Piave. Questa volta siamo dalla signora Maria, eccola qua la Maria. Ciao Maria. Ciao. Come va Maria? Non tanto bene. Perché Maria? Perché è una vita che sono qui 58 anni e vedo una casa distrutta dopo le sofferenze che si ha, perché a una certa età non si è perfetti. Questa è una sofferenza troppo forte. Mio marito non ha potuto venire perché è ammalato. Questa notte ha fatto una brutta notte. Dove sei Maria? Da parenti? Da il figlio. Ma sa, per quanto bene si sta, ma sempre ognuno per conto suo. Sì. Anche se non mi manca. Anche perché questo è già tuo casa, insomma. Sì, qui. 58 anni qua dentro. Sì, e mio marito, 85, suo padre è nato qui del 1893 e dopo il bisnonno
Tanti anni su. Cioè, casa di generazione in generazione. Sì, non è fatta adesso. Allora Maria, andiamo dentro, veda, dai. Permesso. Guardate, un'altra casa. Siamo a fine novembre. Guardate in che condizioni sono. Nel 66 Maria ti ha detto, io ero qua ma non era sta roba qua. No, era come un po' di giaciarea, sa come. Il giorno dietro siamo venuti dentro, ma questa volta non so cosa. Hanno, come si dice, all'acqua, con corrente che ha portato tanto calfango così. I governanti parlano, però... Non si è visto nessuno? Nessuno. Il comune di San Biagio non parlo neanche. So che mandano l'IMU, mandano tagli che tasemo, invece bisognerebbe parlare. Dico la verità. Cosa si prova a vedere a casa ridotta in queste condizioni, Maria? Una disperazione che uno non può immaginare. Bisogna provare. Tanto stanca. Però vedo che te tegare in bocca e maniche, Maria te ha messo i stivai e via. Avevo anche tanta roba perché con quella che si dormiva basso e l'acqua mi ha portata via tutta. Senti, Maria, cosa è che ti vuol dire al governo, all'amministrazione, cosa è che ha avuto fare, Maria? Che dico, chi che governa, chi che pensi anche per noi, non solo per chi è extracomunitari, che noi nostri vecchi hanno fatto la guerra per l'Italia. E l'Italia è fallita e i governanti mi hanno fatto fallire tutti. E ora Maria, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che ti servirà per togliere qualcosa di prima necessità, quello che ti manca. Sì. Non sarà un aiuto enorme, ma è un aiuto reale. Cosa vuoi dire, Maria? E Dio tante grazie e il comune non si ricorda di noi, solamente pagare l'IMU, tagli, non so cosa che tirano fuori più. Tante grazie, non so come ringraziarvi.